Buongiorno a tutti e ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 18, giovedì 18 di giugno, sono le 7 passate da pochi secondi, saremo in vostra compagnia fino alle 10:15. Dalle 8 alle 9 con il primo ospite che sarà Corrado Tremul, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, mentre dalle 9 alle 10:15 saremo in compagnia del segretario provinciale di Azione Arturo Governa. Andiamo a leggere la pagina meteo di questo giovedì 18 giugno. Un marcato anticiclone di origine africana si affermerà su buona parte dell'Europa centro-meridionale e determinerà afflusso verso il Friuli Venezia Giulia di aria molto calda per il periodo. Per oggi al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio maggior nuvolosità specie sulla zona montana dove saranno possibili locali rovesci o temporali. Venti di brezza, temperature massime sopra la media del periodo, temperature minime tra i 20 e i 23 gradi centigradi, le massime 28-31 gradi come previsione per oggi, mentre per domani venerdì 19 su pianura e costa cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, sulla zona montana cielo variabile per cumuli pomeridiani e la possibilità di qualche locale temporale di calore. Farà caldo con temperature massime sopra la media del periodo, temperature minime previste per domani 21-24 gradi, le massime 28-31 gradi centigradi. Come spesso facciamo, diamo uno sguardo fino a domenica con le previsioni, anche se ricordiamo l'attendibilità man mano che avanzano i giorni diminuisce per le previsioni meteo. La tendenza comunque per domenica e per sabato è quella di un cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, venti con regime di brezza principalmente sulla costa, qualche sporadico temporale sulla zona montana che potrà interessare in primis la zona vicino al Cadore. Questa è la situazione meteo. Andiamo alle notizie del piccolo con la prima pagina. Lega, il malumore di Federica. Mosse e dichiarazioni del segretario Salvini irritano i governatori del Fronte del Nord e l'ex Zaia dice ignorata la richiesta di cambiamento, piano in vista della resa dei conti del 4 luglio a Mogliano. La foto, notizia, carta d'identità elettronica ressa ai centri civici, 12.500 i triestini ancora con il documento cartaceo e ogni giorno ci sono lunghe code, come testimonia questa foto della fila fuori dal centro civico di Via del Teatro Romano. Altre notizie. Trump è ottimista, con l'Iran buona intesa, siamo pronti alla firma, Kiev e Mosca trattano nel G7 di Evian con Trump che parla dell'accordo, Mattarella invece sull'intelligenza artificiale ne parla dicendo va governata, l'Unione Europea si muova, Venezia città fragile, Venezia città di scambi e città di futuro, per questo scelta come luogo per parlare del domani. Sergio Mattarella ha affrontato senza esitazione il tema dell'intelligenza artificiale. Futuro nazionale va a gonfie vele il tesseramento di Vannacci in Friuli Venezia Giulia e a quota 2.600 interessati, l'analisi invece sui porti, la riforma è senza strategia, serve un'autorità alle infrastrutture. Così a pagina 11, il delitto di San Stino di Livenza, la zia ammazzata dal nipote, lui parla ma restano i dubbi, caos in casa e strani messaggi. Restano ancora tanti i punti da chiarire sull'omicidio di Chiara Guerra a San Stino. Ieri, al termine di 90 minuti di interrogatorio al Tribunale per i minori di Trieste, è stato convalidato l'arresto del nipote dell'insegnante, accusato di averla coltellata decine di volte e di aver buttato il corpo in un canale. Il 17enne è stato portato in una struttura di detenzione a Rovigo. A Trieste è provincia adesso. Il giorno dopo l'incendio a Muggia, inagibile l'appartamento devastato dal rogo, a Montebello con l'ippodromo stretto tra l'abbandono e le carte bollate, ennesima truffa odiosa, un'anziana non vedente con i preziosi rubati, un bottino di migliaia di euro. In via Locchi, Trieste Campus, cresce la palestra inaugurata ieri, è uno dei fiori all'occhiello
dell'intero comprensorio. Memorie, giugno 1966, quando Trieste perse il primato dell'industria navalmeccanica, il terzo settore entra nelle case di comunità, 2 milioni per i piani, con ieri il sopralluogo dell'assessore Riccardi, anche presente per diverse iniziative che hanno a che fare con l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, la SUGI, e ha parlato di case di comunità. Tutto questo lo vedremo tra poco, sfogliando il piccolo e riprendendo i servizi andati in onda nel nostro telegiornale. Cominciamo però prima con una rassegna nazionale delle prime pagine principali dei quotidiani. Li prendiamo a campione: La Repubblica, Iran, Stati Uniti, ecco il piano. Pubblici 14 punti dell'accordo, da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione e alle scorte di uranio. Trump al G7, grande successo, colpiremo se non rispettano i patti, intesa firmata già in vigore. Sull'Ucraina, Costa contatta Putin, Zelensky calza l'Europa sulle armi. Meloni frena su Vannacci, è lui che si tira fuori con la politica interna. L'esibizione del generale al circo, a ora di cena, forse gli italiani non mangiano ancora pane e veleno, e né solo veleno come felice Sciosciamocca, però a quell'ora gli viene servita la nuova pietanza del generale in pensione Roberto Vannacci, così l'articolo di Massimo Adinolfi a pagina 11. La foto invece ci porta al mondiale, che è una foto divisa su due personaggi, Cristiano Ronaldo da una parte, Lionel Messi dall'altra, la stecca di Ronaldo dopo gli acuti di Messi. Infatti il Portogallo si ferma, l'Argentina vola. Addio Gimburg, microstoria e impegno civile, viene ricordato a pagina 33, mentre overdose di farmaci, la madre di Sempio ricoverata d'urgenza, è l'articolo di pagina 21. Con La Stampa, sempre temi internazionali in primo piano, la pace non ridurrà le bollette, parla il commissario dell'Unione Europea all'energia Jorgensen. Prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Concluso il G7, Stati Uniti e Iran firmano l'accordo, Trump lo sottoscrive a Versailles durante la cena con Macron. Meloni non chiude la porta a Vannacci, retroscena della politica interna, il Colle e i big dell'intelligenza artificiale travolgono le regole. Il richiamo all'Unione Europea. Ginsburg, mamma Natalia e la storia vista dal basso, la morte dell'intellettuale, l'intervista inedita, temo l'apatia dei giovani. Per i mondiali, magie da Mbappé a Messi, la risposta dei superlativi con le ulteriori vittorie delle squadre al mondiale. Il mio Ruini, il ricordo di padre Georg, univa alla teologia una santa furbizia, mise in guardia Benedetto. Politici vicini a lui per interesse, dice Pera, mentre l'eredità del suo progetto culturale viene spiegato all'interno degli articoli. Training Tilt e Lega, Salvini contro tutti, retroscena riguardo alle questioni dei trasporti. Se le alleanze del centro-sinistra funzionano solo nelle foto, invece, è l'articolo di pagina 15 sulle alleanze nel centro-sinistra. Il Fatto Quotidiano, grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione, l'ex Zarina con Foti e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi. Le due nuove porcate, scrive il Fatto, riecco l'impunità per VIP e la magistrata cacciata da Meloni rientra a Palazzo Chigi. C'è anche un dem fra i 19 parlamentari, Montepaschi il no ai PM sulle chat degli eletti, unisce destra e Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, segretare tutto. Altri titoli, gli Stati Uniti svelano il testo sull'Iran e ci ripensano, Trump fermi Israele. La richiesta di Sachs. Meloni su Kiev, vuole mediatori di paesi minori. Costa, Stab, Draghi non è invece del progetto. Chi tifa in ciuccio pompa Vannacci per lavare Forza Italia e Company. L'intervista a Bersani. Andiamo su Libero, l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra alla sinistra, psicodramma rosso a Bruxelles, le espulsioni veloci e freno ai ricorsi, ecco come saranno le nuove norme. Meloni dice finalmente ci danno ragione, Salis e compagni fascisti, dicono. L'overdose di farmaci della mamma di Sempio nel taglio alto di Libero
ricoverata sono gli effetti del tritacarne mediatico. L'editoriale di Sallusti: perché vale più un contadino di un generale, riporta all'interno di Libero. Antifascista con lo yacht di Hitler, la barca dell'ex onorevole PD Ranucci, qui lo vediamo in foto proprio l'imbarcazione. Scherzi da vescovi, tifano patrimoniale, non pagano l'IMU, l'appello di Avvenire. Le parole del Papa: vuole immigrati, Città del Vaticano apra le sue porte, scrive Antonio Socci. Andiamo al Gazzettino, Nord-Est, allarme di Banca Italia, la locomotiva è quasi ferma, lo certifica il rapporto annuale sull'economia veneta, dall'export alla produzione dati in flessione o inferiore alla media, il modello non basta più. Poi l'accordo Stati Uniti-Iran, intesa su 14 punti, a Teheran 300 miliardi, e Mattarella e l'intelligenza artificiale in mano a pochi, si agisca, dice il Presidente della Repubblica. La Lega salta l'ipotesi Zaia-Fedriga, Salvini non cambia lo statuto, chiara le ferite del nipote, lei si è difesa fino alla morte a San Stino, lui poi andò in pronto soccorso a farsi curare e ingessare. La foto con Messi, Super Messi, trissa l'esordio, il flop di Cristiano Ronaldo contro il Congo, per la vittoria dell'Argentina ai mondiali invece il pareggio del Portogallo. Il Sole 24 Ore con l'iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni, fisco e finanza, leve di politica industriale per la crescita. La prossima manovra punti al futuro del paese, priorità l'energia, dice Orsini di Confindustria. Il sostegno allo sviluppo fa rotta sulle casse e nuovi PIR con il nodo delle risorse. Poi il risico bancario, Unicredit tenta la conquista del 10% di Delfin in generali e si è affrontato tutto a pagina 25. La Fed, tassi fermi per ora e stime riviste nella politica monetaria. La maggioranza del board vede un rialzo entro l'anno, Trump dice difficile da credere. Il debutto di Warsh, task force in 5 aree per riformare la banca centrale. Ancora argomenti su Cassino, possibili partner, 1 miliardo per Atessa per quanto riguarda Stellantis, il G7 che chiude unito e vara un'alleanza sui minerali critici. Giorgia Meloni dice con Trump il rapporto è rimasto invariato. Andiamo allo sport con il Corriere dello Sport, Messi spaziale, Ronaldo stecca, mondiale, Leo si presenta con una tripletta, buio Cristiano Ronaldo, pareggia contro la Repubblica Democratica del Congo, è finita 1-1. Henry Kane bestiale che doppietta, Croazia KO, finisce 4-2. Poi il calciomercato, oltre al mondiale, il diavolo in alto mare, il 12 luglio c'è il raduno, senza direttore dell'area tecnica e direttore sportivo, il mercato è fermo. Se questo è il Milan, saltano Kroos e Ardung, Maignan e Leao allo strappo. Amorim, il nuovo allenatore, ha firmato per 3 anni ma manca la struttura dirigenziale per tracciare una programmazione. Sfuma l'arrivo dei 2 manager dell'Eintracht, Modric non rinnova, Mike e Rafa vogliono andare via, Maignan il portiere e Leao, uno degli assi del Milan di questi anni. Gravina esclusivo, presento il conto. Tra 4 giorni lascia la presidenza federale, ci ha consegnato una sorta di testamento, il veleno non manca in quelle che saranno riportate come le parole di Gravina a breve, quando finirà l'incarico. Inter è fatta, arriva Provedella, la Lazio vanno 3 milioni, firmerà un contratto triennale, sarà il vice di Martinez, e la Lazio in questo caso perde un ottimo portiere e l'Inter viceversa ne acquista uno di gran valore. Napoli, Lukaku, perfetto per Max, l'affare Gila non si sblocca, la Lazio ferma a 30 milioni, Allegri stima Big Rom, Lukaku, per la sua rosa. Roma, per Greenwood serve uno sforzo, prima offerta respinta, il Marsiglia dice no a 40 milioni, la richiesta è 55 bonus inclusi. Trattativa definita, la regina ha lottito, siamo alle firme, la chiusura dopo l'incontro con il sindaco, il figlio Enrico avrà un ruolo nel club, e questo è il Corriere dello Sport. Torniamo all'interno del piccolo e cominciamo a vedere le pagine locali con le notizie della cronaca di Trieste. Nuova carta d'identità, salto ai centri civici, tra code e ore di attesa. Dal 3 agosto per espatriare non sarà più valida la versione cartacea della carta d'identità. Sportelli sotto pressione, adesso più personale e aperture straordinarie, raddoppiata la richiesta, in 12.500 sono ancora con il vecchio documento, la scadenza infatti è breve e le file fuori dal centro civico
testimoniano proprio la corsa alla richiesta del documento. Migranti e richieste di asilo, prenotazioni per evitare le file, attuato dalla Questura in via sperimentale il sistema che calendarizza gli appuntamenti alla fine del test e le valutazioni per rendere il servizio più performante. Nella riflessione al vaglio una sistemazione logistica diversa per chi deve attendere in via Tor Bandena. Di solito infatti ci sono lunghe file che si riversano anche in marciapiede in mezzo alla strada. Andiamo all'ippodromo, scontro al TAR, ma avanza lo stato di degrado. Contestato l'atto ministeriale che accoglieva la rinuncia della Nord-Est SPA, una struttura abbandonata a sé e ormai fatiscente, si fa ogni giorno più difficile e pesante la situazione dell'ippodromo di Montebello, dove non si corre dall'inizio dell'anno e la ventina di cavalli stanziali rimasti sono costretti ad allenarsi su una pista che ormai non può più definirsi tale. Tali e tanti sono gli avvallamenti creati dalle piogge e dal vento. Del resto, la Nord-Est Ippodromi SPA di Treviso, società concessionaria dell'impianto, ormai da mesi non effettua più interventi di manutenzione, fatta eccezione per lo smaltimento dello stallico, e le conseguenze sono visibili non solo sulla pista da corsa ma anche all'interno dell'impianto, dove regnano sporcizia e incuria. Arriva il ricorso dei proprietari, intanto c'è lo stop alla manutenzione per quanto riguarda la mossa giudiziaria. A Treviso morti 6 cavalli nell'incendio scoppiato nelle scuderie, la struttura della società. Qui intanto le foto di Andrea Lasorte fanno vedere proprio la situazione dell'ippodromo, dalla scritta esterna alla pista dello stesso ippodromo e gli interni che sono ormai lasciati a loro stessi. Andiamo alla cronaca locale con la cronaca nera. Truffata un'anziana non vedente, rubati soldi e gioielli per 20.000 euro. I criminali si sono finti carabinieri e poi si sono presentati a casa della vittima. Abbiamo approfondito questa situazione con il servizio di Gianluca Paladin. Il modus operandi infatti ha visto una telefonata alla signora convincendola a preparare denaro e preziosi da poi consegnare a questi finti appartenenti all'arma che sono riusciti a raggirare la signora, che poi ha sporto denuncia. Cambiamo pagina con la tripla toccata in 8.000 sulle rive, ma la città regge. A MSC Fantasia e Seven Seas Voyagers in Piazza Unità ieri si è aggiunta la Mindshift Flow per il viaggio inaugurale, traffico e parcheggi sotto controllo grazie ai servizi navetta. Sono arrivati da tutta Europa ma anche da più lontano come Australia e Stati Uniti, pronti con il maxi trolley, borsoni e valigie per vivere una vacanza sul mare partendo da Trieste, e c'erano diverse navi bianche in questi giorni che hanno comportato anche alcune necessarie accorgimenti per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi. Noi ora ci spostiamo al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, dove abbiamo in linea il commissario Fulvio De Grassi per le segnalazioni della nottata e gli eventuali appuntamenti di oggi. Buongiorno commissario. Sì, buongiorno Gugliota a tutti quanti in ascolto. Mi è venuta in mente una battuta: loro vanno in crociera e noi pensiamo alla viabilità. Esatto, infatti tutto si collega. E a lavorare in TV. Bene, allora, per quanto riguarda la notte appena trascorsa, niente da segnalare, tutto tranquillo, solamente controlli di routine da parte delle nostre pattuglie notturne, perciò niente di particolare fortunatamente. Per quanto riguarda il momento, il traffico è ovviamente tranquillo, non abbiamo nessun intervento in attesa o in atto. Per quanto riguarda i lavori, ricordo ancora, se mai ce ne fosse bisogno, la chiusura della via commerciale nel tratto compreso tra Piazza Casali e via Sant'Anastasio. Ricordiamo che la via Sant'Anastasio è stata sollevata, diciamo, dalla presenza dei paletti all'intersezione con la commerciale, è percorribile, perciò per raggiungere la commerciale e poi l'altipiano si può passare ovviamente per Piazza Libertà e innestarsi sulla stessa via Sant'Anastasio e si arriva in commerciale, mentre per i veicoli provenienti dall'altipiano devono, una volta arrivati in via Pauliana, devono scendere tutti per quest'ultima. Previsti lavori semaforici questa mattina a Opicina,
Sì, abbiamo anche pattuglie nostre in zona per quanto riguarda la commerciale, sempre pattuglia nostra anche in zona Opicina, via Bonomè, Scaglia Santa, per lavori semaforici potrebbero esserci dei rallentamenti. Sempre chiusa la galleria Carso in direzione Trieste, perciò attenzione, uscita obbligatoria a Padriciano. Prevista una partita amichevole Under 17 però. Perciò giovanili di Italia-Slovenia alle 19 per la Trieste, non penso ci saranno grossi afflussi di persone, però questa anche come notizia. Per quanto riguarda la giornata odierna non abbiamo altre particolarità. Domani invece cominciamo già a parlarne, anche se non abbiamo un percorso ufficiale, ci sarà un corteo che dovrebbe partire dalle 17 da Riva Traiana, perciò immagino che si porteranno verso le rive, verso il centro, provocherà sicuramente disagi, perciò attenzione domani pomeriggio dopo le 17 a questa problematica. Niente, a questo punto, visto che non abbiamo niente ancora, vi ritornerei la linea. Grazie al commissario De Grassi, buona giornata, buon lavoro. Grazie, altrettanto un saluto a tutti. Andiamo a leggere un'altra notizia dal piccolo e vedremo immediatamente dopo anche il relativo servizio, perché ieri c'è stato un incontro sull'acqua e le sfide future, gestori e istituzioni a confronto. Quello del tema dell'acqua è stato anche ripreso più volte in questi ultimi giorni, nelle ultime settimane, dai vari gruppi politici che a riguardo hanno parlato del futuro della gestione del servizio idrico. Abbiamo sentito ieri per un evento organizzato ad hoc proprio il gruppo che gestisce in questo momento l'acqua a Trieste, Acegas APS AMGA. Avendo dato, a nostro avviso, e dando un servizio eccellente, ma questo ce lo dicono il regolatore, ce lo dice ARERA, ce lo dice chi come autorità dà ogni anno 2 anni le pagelle ai gestori italiani. Per questo puntiamo a continuare a fare bene il nostro mestiere per cercare di dare la migliore acqua a questa città. Dopo una gestione trentennale del servizio idrico a Trieste, nel 2027 il contratto con Acegas APS AMGA andrà in scadenza, ma l'obiettivo della multi-utility è chiaro: continuare a gestire il servizio. Oggi l'incontro dal titolo Acqua di Trieste, una storia che guarda avanti, nella sede operativa di Via Svevo. Un momento di confronto che ha coinvolto istituzioni, mondo accademico e portatori di interesse del comparto idrico e dei servizi pubblici locali per offrire una riflessione ampia sulle sfide che attendono il servizio idrico integrato. Il dibattito verte sul rinnovo della concessione del servizio. La procedura per la gara pubblica europea è già stata avviata. Certo, è già iniziata la procedura di gara per i prossimi 10 anni, quindi 28-38, però questo non esclude altre formule. La politica della Regione è di avere un unico servizio idrico e un unico servizio rifiuti. Trieste è un'eccezione perché la proprietà della rete idrica è della Acegas, quindi in questa eventuale gara chi dovesse vincerla deve pagare alla Acegas una cifra che loro stimano a 180 milioni, vanno verificati, comunque sono cifre molto importanti. Quindi diciamo che su Trieste la cosa è anomala, va detto però che il servizio è buono. 190 milioni di euro sono il valore stimato di rimborso che il subentrante, qualora non si proseguisse con Acegas, dovrebbe versare alla multi-utility, cifra che rappresenta il valore residuo di investimenti effettuati negli anni e non ancora ammortizzati sul territorio, ma come si diceva l'obiettivo di Acegas è quello di restare. Ma certamente perché pensiamo di essere in grado di dare anche per il futuro un ottimo servizio, di fare gli investimenti importanti che serviranno per questo territorio, per traghettare nei prossimi decenni Trieste all'interno di un contesto di sicurezza, di resilienza idrica in un momento in cui il cambiamento climatico sta effettivamente cambiando molte cose. Dal canto suo il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza plaude al lavoro svolto da Acegas fino ad ora. Chi gli dà 190 milioni alla Acegas? Io credo che la Acegas deve continuare a gestire come abbiamo fatto in questi anni, prima con Ilia, adesso con Di Piazza, ripeto, negli ultimi 30 anni abbiamo fatto delle cose bellissime. Muggia scarica a Trieste, prima scaricava a mare Muggia, San Doligo scarica a Trieste, depuratore, ripeto, abbiamo uno dei migliori depuratori d'Europa, questo andava fatto e quello abbiamo fatto. Avanti con la Acegas sempre.
Andiamo avanti col piccolo perché ieri pomeriggio c'è stata l'inaugurazione della palestra al Trieste Campus, cresce, leggiamo dal titolo Trieste Campus, palestra polivalente con tribuna da 190 posti, terminato il secondo lotto di lavori, un investimento da 2.700.000 euro. Qui vediamo in foto Enrico Samer che presenta la nuova palestra con l'assessore Bertoli e poi la partita tra politici e giornalisti, partita inaugurale di pallacanestro. Per noi c'era Marco Stabile che ha giocato, e invece Gianluca Paladin che ha realizzato questo servizio. Un mini torneo di pallacanestro fra una squadra con i colori del campus, politici e giornalisti, che per la cronaca se lo sono aggiudicato, ha cesellato questo pomeriggio l'inaugurazione del secondo lotto di Trieste Campus. I lavori hanno ristrutturato completamente la palestra polifunzionale al chiuso con gli spogliatoi e la tribuna da 190 posti, uno shop di attrezzatura sportiva, gli uffici, 2 ulteriori spogliatoi, un wall of fame che racconta per immagini le attività del campus, nonché il rifacimento del tratto di marciapiede lungo Via Locchi. Quello che manca ancora è che sono iniziati i lavori, finiranno a breve il fotovoltaico sul tetto, ma diciamo che è un dettaglio importante, ma un dettaglio. Per l'attività sportiva finisce così questa prima parte di quello che sono i lavori di Trieste Campus, frutto di un partenariato pubblico-privato, il primo sportivo nel Friuli Venezia Giulia, e diciamo che per noi è un momento, è un traguardo, ma sicuramente è un inizio per altre importanti attività che andremo a svolgere nel prossimo futuro. L'impianto fotovoltaico consentirà di produrre l'80% dell'intero fabbisogno energetico del campus. L'investimento complessivo sulla struttura supera i 9 milioni di euro, circa 2.700.000 euro di fondi pubblici investiti dal Comune. Questa palestra l'abbiamo rinnovato in tempo record, inizio dei lavori nel febbraio 25 e fine dei lavori nell'ottobre 25, quindi in 8 mesi siamo riusciti, grazie all'importante impegno che ci ha messo Samer, l'impresa Rosso, ma anche il Comune Trieste, siamo riusciti a donare un altro piccolo gioiello alla città di Trieste, con anche un investimento economico molto importante, perché stiamo parlando di 3.100.000 euro, dei quali 1,5 milioni è stato a carico del Comune di Trieste. La struttura, fortemente voluta da Enrico Samer, grazie ai nuovi spazi può contare su nuove associazioni sportive in partnership, ma il successo di Trieste Campus è dato dai numeri. Oltre 1.400 sono le famiglie coinvolte nelle diverse attività, i centri estivi avviati lunedì vedono già più di 1.300 iscritti. Era Umberto Bosazzi, non Gianluca Paladin, come avete sentito. Andiamo avanti con il piccolo. Nella stessa pagina leggiamo sorveglianza dei musei civici, azione della Confsal rigettata. Se si trattasse di una partita, per ora il risultato racconterebbe di un 1-1, di una parità sostanziale. Lo scontro tra il sindacato della Fesica Confsal e la cooperativa Cristoforo, attraverso la quale il Consorzio Nazionale Servizi gestisce il servizio della sorveglianza e dell'accoglienza nelle diverse sedi museali del Comune, lo scorso 4 giugno è tornato davanti a un giudice, dopo che a fronte di una prima denuncia per condotta antisindacale nei confronti della cooperativa, difesa dall'avvocato Chiara Clementi, il sindacato aveva incassato un mezzo punto a suo favore, con un'ordinanza del giudice che poi era stata impugnata sia dalla Cristoforo che dalla Confsal in via incidentale, e su quella vicenda adesso pende un giudizio ordinario di fronte a un altro giudice. Successivamente però la Fesica Confsal aveva presentato una seconda denuncia nei confronti della stessa cooperativa per, leggiamo fra virgolette, l'assoluta negazione dei vertici della Cristoforo, scrive in una nota il sindacato, di rendere noti ai rappresentanti sindacali gli orari di lavoro e i turni dei dipendenti. Questa volta però il giudice del lavoro ha rigettato in toto l'azione della Fesica Confsal, condannando anche il sindacato a pagare le spese di lite pari a 2.300 euro circa alla Cristoforo, e soprattutto indicando nel decreto emesso il 15 giugno scorso come, nel caso di specie, lo scrivente ritiene che il sindacato abbia inoltrato richiesta di essere informato in ordine all'orario di lavoro svolto dai dipendenti aziendali, violando il principio di buona fede, in quanto si comprende dalla corrispondenza intercorsa dalle parti, scrive ancora il giudice, che scopo originario della richiesta era quello di ottenere visibilità degli stessi in favore di tutti i dipendenti e che in seguito, di fronte al diniego del datore di lavoro, si è cercato di ottenere il medesimo obiettivo facendo ricorso alle prerogative sindacali. Questo riporta infatti l'articolo.
Andiamo in pubblicità, poi torneremo all'interno del piccolo a vedere gli altri articoli che hanno a che vedere con la città, la provincia, poi vedremo anche la pagina sportiva e le pagine interne dalla pagina 2 in poi con gli affari regionali, nazionali ed esteri. A tra poco. Riprendiamo la rassegna stampa di questo giovedì 18 giugno con Sveglia Trieste, ricordandovi ancora una volta gli ospiti di questa mattina, ovvero Corrado Tremul, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, con noi dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10:15. Sarà con noi Arturo Governa, segretario provinciale di Azione. Dal piccolo Casa Giardino rinasce, pronti nuovi alloggi per gli anziani fragili, l'edificio di Via De Marchesetti riqualificato con fondi PNRR. Ieri c'è stata la presentazione direttamente in loco con gli assessori Tognolli e Lodi, prima alle politiche sociali, la seconda al patrimonio immobiliare. C'è stato modo di poter vedere gli spazi, non ancora arredati ma finiti in termini di lavori, mentre è stato possibile soprattutto capire come i lavori del Comune di Trieste, tutte le opere che hanno a che vedere con il PNRR, con quell'inaugurazione di ieri, sono stati portati a termine. Sentiamo. 6 nuovi mini alloggi protetti per 11 anziani non autosufficienti sono stati realizzati e oggi inaugurati all'interno della residenza Casa Giardino di Via Marchesetti nel rione di San Luigi. Si sono infatti conclusi i lavori di riqualificazione del primo piano della struttura, destinata ad ampliare le soluzioni abitative per persone anziane che vivono situazioni di fragilità e disagio abitativo. Gli appartamenti, dotati di tecnologie per favorire l'autonomia e collegati alla rete dei servizi sociali e sociosanitari, consentiranno agli ospiti di vivere in un contesto assistito, evitando quando possibile il ricorso all'istituzionalizzazione. Sono previsti servizi di assistenza domiciliare, pasti, pulizie e sistemi di domotica per agevolare la vita quotidiana. Un segnale forte, l'ennesimo segnale forte. Oggi riceviamo Casa Giardino, inauguriamo Casa Giardino che completa così il trittico del centro per l'anziano assieme a Casa Serena e Casa Bartoli. Un centro per l'anziano che intendiamo comunque rinnovare e valorizzare ancora di più con un nuovo centro per l'anziano per dare supporto e cura e un servizio sempre migliore alle nostre persone anziane e fragili. L'intervento, concluso con 38 giorni di anticipo rispetto ai tempi contrattuali, rappresenta l'ultimo dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in capo al Comune di Trieste. Le opere hanno riguardato l'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio, il rifacimento degli impianti, l'efficientamento energetico con cappotto termico e impianto fotovoltaico, oltre all'installazione di sistemi antincendio e di sicurezza. L'investimento complessivo ammonta a oltre 2,5 milioni di euro, sostenuto da fondi ministeriali e da un cofinanziamento del Comune di Trieste. Un tassello importante di PNRR perché questo è volto soprattutto agli anziani, quindi va nell'ottica dell'attenzione che l'amministrazione comunale continua a dare agli anziani della città, ma è anche un tassello importante perché va a siglare la fine di tutti gli interventi PNRR che abbiamo realizzato in città e che abbiamo portato a casa, ad eccezione di uno che ha avuto una risoluzione in danno dovuti alla non attività dell'impresa. Tutto il resto il Comune ha portato a casa, quindi grande soddisfazione per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Torniamo a Muggia con l'incendio dell'altro giorno, rogo a Muggia, famiglia senza casa, soccorsi del 118 anche 2 pompieri, distrutto e inagibile l'alloggio dal quale l'altra sera sono partite le fiamme, la 48enne evacuata con i figli, abbiamo perso tutto ma siamo salvi, le temperature altissime hanno messo a dura prova anche i vigili del fuoco. Quelle che vedete in foto sono le immagini dell'immediata evacuazione l'altra sera e anche poi del giorno dopo con i danni dell'appartamento. Andiamo a sentire di più nel servizio curato ieri dalla nostra redazione con anche proprio la proprietaria dell'appartamento. Non abbiamo più niente, tutto bruciato.
Fatica a trovare le parole per descrivere la drammatica situazione in cui si trova la sua famiglia. A parlare ai nostri microfoni è Elena, la proprietaria dell'appartamento al terzo piano di uno stabile di Via dei Meccanici a Muggia, andato in fiamme ieri sera. L'abitazione è completamente distrutta. Le immagini dei locali sono eloquenti. Ora la prima preoccupazione di questa famiglia è capire dove stare in attesa di trovare una nuova abitazione. E non torneremo probabilmente a casa, troveremo un'altra casa. E siamo tutti salvi, ho anche 2 figli, loro sono scesi, hanno salvato il cane. Io non ero a casa, ma era rientrato mio figlio con l'amorosa ed erano loro 2 che stavano preparando la cena, mentre al piano di sopra ha divampato l'incendio, probabilmente a causa di un cortocircuito dovuto non sappiamo ancora cosa. Il cortocircuito rimane una delle ipotesi sulle cause dell'incendio. Il rogo è divampato intorno alle 22. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Trieste con autobotte e autoscala insieme alla squadra del distaccamento di Muggia. All'arrivo dei pompieri tutti gli inquilini del palazzo erano usciti dai propri alloggi, dunque i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme e sono riusciti a evitare che l'incendio si propagasse anche agli appartamenti adiacenti. Sul posto il 118 con 2 ambulanze, i sanitari hanno visitato 4 persone, i vicini di casa, che avevano inalato i fumi della combustione, perciò è scattato il trasporto in ospedale per accertamenti. Anche 2 pompieri sono stati portati a Cattinara, mentre domavano le fiamme sono stati colti da un colpo di calore. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Sul posto anche la Polizia di Stato. C'è però un disperso, il gatto Attila, che per lo spavento è scappato dall'appartamento andato a fuoco. Dunque l'appello della proprietaria per ritrovarlo. E un gatto è scappato, infatti chiederò aiuto per riuscire a trovarlo, un gatto bianco col pelo lungo, che si chiama Attila. E l'altro gatto invece era nel piano di sotto, ha passato la notte da solo, però adesso l'abbiamo tirato fuori. Andiamo a Muggia, anzi rimaniamo a Muggia, ma andiamo a parlare della galleria di Muggia. Il Consiglio Comunale blinda il raddoppio della galleria, la maggioranza approva la delibera sulla fattibilità tecnica ed economica con l'annessa variante al piano regolatore. Partito Democratico, Comitato Noghere e Meio Muia hanno votato contro. Dejan Tic, Maurizio Fogar e Di Lena hanno abbandonato l'aula proprio ieri in Consiglio Comunale a Muggia quando si parlava della galleria. Invece a Sgonico l'iniziativa neo-18enni protagonisti in municipio. Anche quest'anno il comune di Sgonico ha reso omaggio ai propri neomaggiorenni, cioè a coloro che sono nati nel 2008 e che nel corso di quest'anno hanno compiuto o compiranno 18 anni. Nell'invito a partecipare si leggeva che con la maggiore età si entra nell'età adulta, il che comporta diritti ma anche doveri. A Ligon, nuova azienda agrituristica, via i Pini Neri, si accende la polemica. Nell'area sarà realizzato un agrumeto con piante di limoni e una tartufaia. Il progetto avanzato è conforme al piano regolatore comunale approvato nel 2016, pertanto, dice il sindaco Polidori, non servono varianti. Pagina delle segnalazioni, la pulizia del fondale della Sacchetta con la pallanuoto Trieste, ci sono diverse realtà in campo come 12 sommozzatori della Mare Nord-Est e poi i tanti atleti, giovani e giovanissimi, della pallanuoto Trieste. I disegni dei bambini, poi l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri con la donazione di questi disegni all'Arma, una medaglia ai teatri triestini per i 100 anni di Maria Callas. Francesco Grambassi, che ritira il premio per i 100 anni, viene qui immortalato. L'infonodo Sentinella, sonda bis a Cattinara, la conferenza ieri con i rappresentanti istituzionali dell'associazione Dinamici, alla presenza del direttore generale dell'azienda sanitaria Antonio Poggiana e del vice sindaco Tonelli. Il corteo degli alberi per salvare la terra, invece vediamo accanto, respira meglio a casa tua. Torniamo sulla la presentazione di ieri, la conferenza con l'associazione Dinamici, ci racconta di più su quanto accaduto ieri, su quanto si è parlato proprio ieri in fase di conferenza nel servizio. Umberto Bosazzi.
Grazie ai proventi della passata edizione di Ottobre Rosa Take Care of You, l'associazione Dinamici di Monfalcone ha donato alla struttura complessa di medicina nucleare dell'ospedale di Cattinara un'apparecchiatura per l'individuazione del linfonodo sentinella. La sonda per la radiochirurgia guidata consentirà di potenziare ulteriormente l'attività diagnostica assistenziale per i pazienti con carcinoma della mammella e melanoma. Ci permetterà di ottimizzare quello che è il flusso operativo, nel senso che adesso avevamo una sola sonda che viene utilizzata il giorno prima dell'intervento chirurgico in medicina nucleare. Il giorno dopo in sala operatoria viene utilizzata la stessa sonda. Avendo due sonde non abbiamo più il problema del trasporto da una struttura all'altra, quindi si agevolerà sia l'attività della medicina nucleare ma quella anche in sala operatoria. La collaborazione fra Asugi e l'associazione data da almeno un decennio ed è improntata specificatamente sull'umanizzazione delle cure. Ci siamo concentrati molto sulla umanizzazione degli ambienti, umanizzazione delle cure e oggi su una donazione di una tecnologia sanitaria all'avanguardia utile sempre per il paziente oncologico. Quell'associazione è un'associazione importante che con dinamismo e grande generosità da anni sta sostenendo il sistema, quindi noi non possiamo altro che essere grati e valorizzare questa forma di collaborazione che mette insieme tutte le forze per cercare di organizzare le risposte sempre in modo migliore, in questo caso anche con delle forme, strumenti, tecnologie migliori. Per l'associazione Dinamici, l'acquisto di un macchinario a favore di Cattinara rappresenta una sorta di cambio di passo e non è detto che non individui una nuova strategia da seguire. Noi siamo sempre stati orientati appunto sugli spazi ospedalieri, sull'umanizzazione, in questo caso invece abbiamo puntato sulla diagnostica, perché l'associazione punta all'umanizzazione dei percorsi di cura e la diagnostica fa parte di un percorso di cura del paziente oncologico. Perché Trieste? Perché comunque anche se noi siamo considerati un'associazione un po' più isontina, in realtà i nostri pazienti isontini arrivano alla medicina nucleare di Trieste per tutto questo tipo di esami, per cui ecco perché così dinamici anche su Trieste. Parliamo di eventi, il Festival Triskel entra nel vivo tra canti celtici, danze e folklore in quel del Ferdinandeo, alla serata inaugurale del Triskel, ieri in queste immagini che andrà avanti fino nei prossimi giorni con musica, dimostrazioni e poi c'è il mercatino proprio all'interno della zona del boschetto del Ferdinandeo. Torniamo alle prime pagine del Piccolo per vedere le altre notizie. Case di comunità, entrano gli enti del terzo settore, si parte da Asugi, associazioni, fondazioni e cooperative sociali, possono aderire alla coprogettazione dei servizi per potenziare le strutture, seguiranno poi l'azienda sanitaria Friuli Centrale e la ASPO. Sindacati, resta il nodo del personale. Ieri il punto in compagnia dell'assessore Riccardi. C'è tempo fino al 30 giugno per partecipare via PEC all'avviso di coprogettazione finalizzato alla realizzazione di azioni di sistema per lo sviluppo delle case di comunità, emesso da Asugi a favore del terzo settore. Secondo i criteri specificati nell'avviso, gli enti del terzo settore idonei a partecipare saranno chiamati a coprogettare con Asugi e gli ambiti territoriali sociali attività ed interventi per rendere le case di comunità veri e propri punti di riferimento per la salute. All'avviso possono partecipare tutti gli enti del terzo settore, volontariato, promozione sociale, imprese e cooperative sociali iscritti al registro unico nazionale del terzo settore da almeno 6 mesi e attivi con almeno una sede operativa nel territorio di competenza di Asugi. La casa comunità non è soltanto una risposta esclusivamente sanitaria, è una risposta di integrazione sociosanitaria e quindi è evidente che la progettualità e la componente le intere componenti del sistema possono migliorare quella che è la risposta ad un bisogno che si è trasformato in maniera importante nel tempo. Con il bando chiediamo la partecipazione dei diversi enti del terzo settore proprio ai lavori dei tavoli di coprogettazione, quindi gruppi di lavoro che realizzeranno dei progetti con risorse regionali importanti per
costruire e sviluppare attività a supporto delle case della comunità. 5 sono i percorsi: abitare, accoglienza, disagio giovanile, formazione, lavoro, inclusione sociale, integrazione sociosanitaria. Tra i risultati che Asugi si attende, attività che promuovono stili di vita sani, socializzazione e scambio intergenerazionale, iniziative di incontro pubbliche o a domicilio per ridurre marginalità sociale e isolamento, con specifiche attività di sollievo e sostegno per i caregiver. E infine affiancamento nell'informare la popolazione sulle case di comunità per favorire l'accesso agli stessi servizi. La dotazione finanziaria iniziale, a valere su fondi regionali, ammonta ad 1 milione di euro per gli anni 2025-2026, con stanziamento analogo per il 2027 e il 2028. Secondo il direttore generale Asugi Antonio Poggiana, il bando e le caratteristiche stesse rappresentano un passaggio fondamentale per la sanità pubblica del futuro, unitamente ad altri progetti già entrati in vigore. Premio alla campagna di reclutamento degli infermieri, riconoscimento Io scelgo te, il claim con cui la Regione si rivolge ai potenziali professionisti della sanità. Ha ottenuto una menzione allo smartphone d'oro. Questo è stato il premio, infatti, alla campagna di comunicazione della Regione. Sempre in primo piano la sanità, più medici di famiglia, 30 nuovi diplomati, coroniamo un sogno, ma oggi la professione è appesa a molte incertezze, dicono i nuovi medici che entrano in servizio, ed è dunque per loro una nuova avventura. Andiamo all'attualità, spostandoci dal contesto regionale. Trump difende l'accordo, il G7 è stato un successo, scoppia la pace, il vertice francese all'insegna della ritrovata cooperazione. Trump dice l'Iran rispetti l'intesa o torneremo a bombardare sulle loro teste, ma i giornalisti delle testate americane lo contestano e lui replica fake. La frecciatina di Donald, gli europei sono nostri amici anche se hanno sbagliato diverse cose, ha detto, senza lasciare intendere che una pietra sopra sia stata definitivamente posata sugli screzi di questi ultimi mesi, che hanno avuto a che vedere con la cooperazione in termini di difesa, ma anche poi gli attacchi al Papa, per fare un esempio, che hanno visto diversi paesi europei, tra cui l'Italia, prendere le distanze sulle accuse al pontefice. Putin snoppa Evian mentre l'Europa prova a mediare. Costa ha aperto un canale di dialogo con il Cremlino, lo zar ospita il vertice dei leader della ASEAN. Qui vediamo proprio Putin che accende una candela in un momento di celebrazione. L'Unione Europea prepara la missione, pronti con 20 paesi, 27 vogliono potenziare l'operazione di difesa Aspides dopo l'intesa. Soddisfatta per il ritorno alla diplomazia in Medio Oriente e nel Golfo, l'Europa, dopo mesi di inazione, si prepara a entrare in campo sul fronte iraniano. L'atteso accordo tra Washington e Teheran spalanca le porte a quella missione per lo stretto di Hormuz che il presidente americano aveva chiesto diverse settimane fa, ottenendo il costante rifiuto degli alleati. Per questi ultimi, infatti, mancava la condizione necessaria per intervenire, il cessate il fuoco e l'intesa tra i belligeranti. Un fondo privato per ricostruire l'Iran, qui l'escamotage che proviene direttamente da Washington, un fondo privato da 300 miliardi di dollari per stimolare gli investimenti in Iran, del tutto distinto dallo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero e con finalità e tempistiche differenti. È il meccanismo previsto nell'accordo quadro tra Stati Uniti e Repubblica Islamica, secondo una fonte informata che ha spiegato alla Reuters come funzionerà il piano di risanamento. Cisgiordania, coloni israeliani danno fuoco a 2 moschee, continuano le violenze contro le proprietà palestinesi anche quando il G7 si chiede lo stop degli attacchi, continua infatti in quelle zone l'escalation. Meloni provoca Vannacci, si è fatto fuori dall'alleanza, la Presidente del Consiglio esce allo scoperto dopo il disgelo con Trump al G7, al leader di Futuro Nazionale lancia un messaggio: Conte il buon governo, immediata la replica dell'ex generale, se vuole parlarmi può contattarmi. La procura assala, nessuna volontà di interferire. A Milano i processi sull'urbanistica e le relative polemiche politiche dopo la prima sentenza che ha assolto tutti gli imputati alzano la tensione tra Comune di Milano e Procura, con il procuratore capo Marcello Viola che replica le accuse del sindaco Sala. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa, le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano, ha spiegato il magistrato.
Accanto invece tensione alta sul DDL caccia, interviene anche il Papa, a proteggere il creato, dice il pontefice. Vannacci decolla in Friuli Venezia Giulia, staccate 2600 tessere, stagione di nomine per Futuro Nazionale, tra i favoriti la consigliera ex leghista Spagnolo, oggi in consiglio regionale dopo la candidatura con la Lega. Futuro Nazionale mette radici a nord-est, oggi la campagna di tesseramento tricolore registra 10.500 adesioni in Veneto, 2.600 in Friuli Venezia Giulia, numeri rilevanti anche nel confronto ravvicinato con la Lega, fin qui la forza politica più radicata nel territorio, che nella regione di Luca Zaia e Alberto Stefani viaggia attorno agli 11.000 iscritti, una sostanziale aggancio per molti versi sorprendente, coerente tuttavia ad alcuni sondaggi che sul versante nazionale accreditano ai rivali una percentuale identica ai consensi, ovvero il 5,5% con outlook di segno opposto. Crescita costante dell'estrema destra, caduta libera del carroccio a trazione salviniana. E lo sfondo della fase successiva all'Assemblea Costituente è quella che sancirà la conversione dei comitati dall'associazione Il Mondo al Contrario in sezioni del nuovo partito di Roberto Vannacci. Non si tratterà di un semplice cambio d'etichetta, finora abbiamo pescato a strascico, raccogliendo sia le aragoste sia le bottiglie di plastica, la metafora spicca adottata dai dirigenti futuristi, consapevoli, a parole intanto, che l'afflusso impetuoso richiederà una valutazione dei soci candidati a diventare poi militanti. Cambiamo pagina. Lega, cabina di regia dei territori, gelo dei presidenti del Nord. Federica e Zaia perplessi per lo schema disegnato dal capitano. Non è il cambiamento invocato. Ci prova Matteo Salvini a tenersi stretta alla Lega, c'è da rintuzzare l'assalto di Futuro Nazionale, premiato dai sondaggi, a tal punto da far temere in casa Carroccio il clamoroso sorpasso del fu pupillo Roberto Vannacci, ma c'è soprattutto il fronte interno da ammansire, quel Nord che, via dal nome e dal simbolo del partito, ha più volte negli ultimi anni denunciato di sentirsi dimenticato dai vertici federali. Serve un cambio di passo e serve subito, considerato come la clessidra della legislatura stia inesorabilmente stillando gli ultimi granelli di sabbia. Sabbia come quella mobile in cui vuole evitare di finire segretario vice premier, chiamato a riorganizzare il partito con una forma che accontenti i malpancisti e allo stesso tempo consenta anche alla componente salviniana di mantenere quel margine di manovra decisionale fondamentale quando all'orizzonte si profilano sfide elettorali cruciali a partire dalle prossime elezioni politiche. Per quanto riguarda Forza Italia, a congresso Sandra Savino, unica candidata domani per quanto riguarda i berlusconiani, con il congresso che andrà a stabilire le nomine del partito a livello regionale. Ritorno delle province, dibattito fiume in commissione, il Partito Democratico che dice non si capisce l'utilità degli enti, la maggioranza difende la riforma, confronto ampio, è solo l'inizio del percorso ma stiamo già al muro contro muro, in quinta commissione emerge da subito la contrarietà di parte delle opposizioni sul DDL che reintroduce le province in Friuli Venezia Giulia, un processo strategico per una maggior efficienza amministrativa e la tesi del centrodestra, la riproposizione di un modello vecchio, la replica di gruppi di minoranza sul piede di guerra. Si tratta di una commissione che già al mattino è cominciato con un dibattito generale, poi proseguita nel primo pomeriggio con l'articolo 1 e finita all'ora dell'aperitivo con l'articolo 24 su un totale di 76. Si riprenderanno i lavori lunedì prossimo. Attualità, Mattarella, non lasciamo l'intelligenza artificiale nelle mani di pochi privati, ha detto così ieri il Presidente della Repubblica a Venezia, scintille con i centristi dopo il vertice del Campolargo, il pranzo di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni è un boomerang che umilia i riformisti. Porti, un piano senza strategia, l'Italia serve un'autorità per gestire le infrastrutture perché la riforma è solo una toppa che apre il vaso di Pandora delle grandi opere. Stati Uniti, stop al rame serbo controllato dalla Cina, bloccato l'import di prodotti targati Ziegenkopper, sospetti di lavoro forzato. Crimini di guerra a indagare ancora a Belgrado, cambiamo ancora pagina, tragedia a Spalato, arrestato il primo ufficiale del catamarano, era alla guida del mezzo di linea che ha travolto la barca a vela
con 4 turisti della Repubblica Ceca. Sesso nello show per i bambini, i genitori se ne vanno arrabbiati. A Parenzo, compagnia francese, il Festival degli artisti di strada e Torre Abrega, scuse dell'ente turismo. Ancora attualità, Chiara, i dubbi e le conferme, il nipote in carcere a Rovigo, 17enne per 1 ora e mezza, ha risposto alle domande del pubblico ministero. Dopo la convalida del fermo, il giovane è stato portato all'istituto di pena. Ieri i carabinieri hanno cercato il coltello nel Livenza, vicino alla chiesa. Dal rebus del caos in casa, l'ipotesi SMS per l'alibi, trovati oggetti fuori posto nell'abitazione della vittima. Abuso di farmaci, finisce in ospedale la madre di Sempio. Daniela Ferrari è stata ricoverata d'urgenza a Vigevano, il legale dice fuori pericolo, ma è ora di abbassare i toni. Già quando venne convocata da testimone si sentì male. Crans Montanà, dopo 6 mesi, Elsa dimessa torna a casa. La tragedia e le cure con chi è stato curato e appena oggi viene dimesso. Il Papa, Ruini dice un fratello, oggi funerali a San Pietro. Caso Cecchini a Sarajevo, sequestrato un silenziatore. L'ex compagna del sospettato mi spiegò che faceva gli incubi perché aveva ucciso delle persone. L'economia, quote, eredità e nuovi equilibri, edizione Edelfin sfida nel risico bancario. Beneteau rilancia sugli yacht a Monfalcone una nuova linea. Un forum sulle risposte alle crisi dell'energia, mercoledì a Trieste un evento del Piccolo per raccontare i progressi e ostacoli della transizione verso le rinnovabili, con molti protagonisti sul palco. Andiamo velocemente alle pagine sportive. Piovono richieste per i giocatori della pallacanestro Trieste. Nella situazione di totale incertezza sul futuro della società, i tesserati sono corteggiati. Bennan verso rientro in Australia, Ramsey attratto dagli Stati Uniti, Jutov piace alla Germania Brescia. Scudetto, Milano ci riprova, Under 17 Italia-Slovenia a Trieste, Miccoli che lascia il Futurosa e si sposta in O1 a Roseto. La pallanuoto centra la qualificazione in Europa, il team di Summer vince il playoff per il 5º posto battendo la Visnova. Gli alabardati giocheranno ancora nelle piscine del vecchio continente a Monte Rotondo, l'ultima partita di Petronio Razzi e del coach Mirarchi. Poi vediamo l'Adriatic Europa di Dujampou, vince la Muggia Portorose, via la 7ª dei 3 golfi organizzata dal Circolo della Vela di Muggia nel weekend degli ultimi 2 eventi del 2026. Capello, 80 anni in 3 atti, un professore di calcio, il calciatore e il tecnico di Pieris, raccontato da 3 compagni di viaggio. Questo infatti ve lo lascio alla lettura, tra Edi Reia, Zoff e Galliani che parlano di Fabio Capello. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, torneremo tra poco con il primo degli ospiti di oggi, Corrado Tremul, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Tra poco. Bene, ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, sono le 8:07 in compagnia questo giovedì mattina. Io all'inizio ho detto mercoledì perché sono abituato al mercoledì. Giovedì è il giorno della Bucarella, ora che è in ferie, oggi che è in ferie ci sono io, ma con me c'è Corrado Tremul, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Ben ritrovato Corrado, buongiorno. Buongiorno fluidificante, buongiorno. Non più così tanto, eh? Oh, vabbè, ormai mi hanno piazzato, dietro. Marines, dicono Marin per sempre, no? Come Ultras dicono Ultras per sempre, perché sono in pensione. Tristi, fluidificante, anzi, mi sa che presto ci incontreremo in campo. E un saluto, un buongiorno a tutti i telespettatori, i cittadini di Trieste. Grazie per l'invito, quando c'è a me mi vengo, mi arrivo. La chiamata Corrado risponde. Questa maglietta è la maglietta di Un gol per i bambini del Burlo, un'iniziativa dello scorso fine settimana, può prenderla in mano, non c'è nessun problema, e che ha portato a diversi gesti di solidarietà. C'era in mezzo la Roienese Calcio, c'era in mezzo ovviamente la Fondazione Burlo Garofalo, insomma un bel momento di sport e solidarietà. Corrado. Sì, assolutamente sì, è il 3° anno, il primo si è svolto appunto sul campo di Roiano e da 2 volte siamo a Rocco, grandi, eccezionali tutti. Io nel mio piccolo ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e naturalmente
d'accordo con la birra, con tutto quello che si poteva mettere in campo, una raccolta comunque di soldi, magliette. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, perché insomma poi era su 2 giorni, era sabato e domenica, e naturalmente gli organizzatori e anche il comune, no? Nel senso per un contributo comunque, sai, giocare al Rocco poi anche dà anche così, ho visto persone che ci guardavano, insomma dà un po' di soddisfazione, certo. di gioco. Ma quello che è importante è il risultato finale, i soldi che verranno devoluti al Burlo. Pertanto, come dico sempre, per i fioi e per il Burlo se fa. Grazie a tutti. C'è una mail che gliela leggo subito, cominciamo un po' con gli argomenti. Mentre la cosiddetta sinistra si preoccupa solo dei diritti civili e la destra parla di remigrazione, i salari sono sempre più bassi e il costo della vita è sempre più alto, ma il dibattito si focalizza su tematiche di retroguardia, scrive un telespettatore sul tema dei salari, dei costi della vita oggigiorno. Beh, quello è, non è inutile girarci tanto attorno, è sicuramente una delle problematiche sociali attuali più grandi, va ad incidere questa, non uso il termine, diciamo la guerra, indubbiamente, però i prezzi per quanto riguarda anche gli alimentari, per tutto, per quello che io reputo la vita normale, la guerra ci ha messo un carico da 90, poi il discorso era anche un po' cominciato prima, le paghe è cosa nota che non aumentano, come non aumentano neanche le pensioni, pertanto la vita sicuramente è sempre più dura. Poi ci sarebbe sempre quel discorso del ma e del poi, tornare un po' indietro e anche vedere quella che è stata la gestione proprio dell'euro per quanto riguarda, perché è inutile girarci attorno, con le lire pur non avendone tantissime erano altri anni, però si riusciva sempre un po' a barcamenare. La potenzialità d'acquisto che si ha con l'euro oggi, con gli aumenti, chiaro che è molto scarna. L'unica cosa che posso dire solo, però non so come, ristoranti pieni, viaggi sempre ai ponti, sotto ponti, la gente si muove, questa è la cosa che dal mio punto di vista mi lascia un po' con l'amaro in bocca. E poi concludo il discorso della forchetta, della gente che sta bene, della gente che sopravvive, di chi passa male. Con questo nei confronti anni addietro comincia a essere imbarazzante. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Daniela. Prego. Buongiorno. Una cortesia, premesse, sempre gentile. Allora, io abito in via Foschi, no? Già voi, mi sembra nel sport, voi di Tele4 avete fatto un servizio sul fatto dell'erba perché non venivano a tagliarla. Sì. Adesso sono nelle stesse condizioni, solo che ho saputo che hanno annullato, che una volta avevano il passaggio di 3 tagli, adesso hanno diminuito a 2. Non capisco il perché. Sì. Se qua ci sono spighe, io e tanti altri hanno cani naturalmente. Però sembra che ogni volta che telefoni devi richiamare, anche se tu, per esempio, io abito al piano terra e non posso mettere ad asciugare, perché avendo l'erba tanto alta mi ritiro le lenzuola con l'erba attaccata sopra. E non mi sembra giusto, visto che non paghiamo proprio pochissimo di spese per essere le case, perché le case sono comunali gestite dall'Emater. Volevo anche chiedere un'altra cosa. Allora, io ho chiamato perché noi siamo pieni di topi, ma grandi, pantegane come le chiamiamo noi a Trieste. È possibile che mi hanno risposto che io devo farmi praticamente dei foglietti per mettere in tutti i numeri fisici e dopo, se c'è una raccolta firme con assistente, vengono a fare una deratizzazione. Io dico che se ci sono i topi, almeno ogni 2 anni dovrebbe fare una deratizzazione, senza che noi inquilini andiamo a firmare. Perché hanno chiamato i parotti, però loro se ne prendono altamente. Da quando ultimamente c'è questa gestione, le dico la verità, è uno schifo totale. Non si può fare niente per questa deratizzazione.
perché sinceramente io ho anche paura che mi salgano tutte, sono bassa e non posso neanche tenere le porte aperte. Non so se questo è una cosa tanto normale. Ecco, volevo chiedere questo e se può magari rispondermi e dirmi se si può fare un'alternativa. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Sì, via Puschi, ricordo, siamo passati diverso tempo fa, non era recentemente, era qualche anno fa, per la problematica delle erbacce, insomma, Eravamo la vegetazione molto alta, e con la richiesta, insomma, di sensibilizzare chi di dovere, in questo caso l'Ater, che poi magari subappalta qualche ditta lo sfalcio dell'erba. Apprendiamo, come la signora ci dice, che i passaggi sono stati ridotti da 3 a 2 e sono ben conscio del fatto che bastano 3 giorni di pioggia di quella estiva importante che cresce tutto a dismisura. E quindi la richiesta, in questo caso però, se subentra anche la questione dei topi, diventa ancora più grave, no? La dinamica. Assolutamente sì. Credo che in via Puschi avrò fatto in 10 anni, già quando ero in circoscrizione, avrò fatto credo una trentina, quarantina di segnalazioni all'Ater, ne ho risolte più di qualcuna, c'era anche uno spandimento, conosco bene la situazione, vado a freezer. Quello che è imbarazzante è un po' comunque il discorso che non è fatto la prima volta, raccogliete le firme. Mi taccio e vedo di segnalare, vedo di darmi da fare, perché ribadisco, più di qualche residente sa che mi sono occupato nell'arco e mi occuperò avanti nell'arco del tempo sulla via Puschi. Allora, leggo altre mail. Buona giornata da Claudio Visintin, che ringrazio Corrado perché, lasciatemelo dire, è uno che nelle istituzioni si fa sentire e rompe davvero le scatole, ma sempre e solo a favore di noi cittadini. Oggi chiedo a Corrado una cosa precisa: se un suo parere sul ritorno delle province di Trieste, un ritorno che restituisce forza, identità e vicinanza amministrativa al nostro territorio. Trieste ritrova la sua voce e la sua centralità. E a quando l'inaugurazione del murales sulla sicurezza stradale al campo di Campanelle, un simbolo di legalità che aspettiamo da tempo. Grazie per la risposta, cordiali saluti anche alla signora Malvina. Questo è Claudio Visintin, che salutiamo e a cui chiedo di avere pazienza nella lettura della mail. Ho bisogno di tempo per leggere le mail e per gestire le telefonate, quindi rimandarle troppe volte non cambia. Prego. Sì, intanto un saluto a Claudio e Graziella per quanto riguarda il murales. Continuo avanti imperterrito, l'ultima volta stava parlando di settimane, pertanto continuo avanti finché l'opera non verrà fatta. Sul discorso delle province io rimango sempre dell'idea che il consigliere, parlo di consigliere, un volo basso, ma per rendere l'idea, il consigliere deve essere messo in grado di incidere, usiamo il termine, c'è chi ci riesce di più, chi ci riesce di meno. Cioè, questo mio discorso è portato al cosa? Se le province, che mi ricordo avevano anche funzionato, diciamo, abbastanza bene, mi portano a fare veramente un salto di qualità che va chiaramente nei confronti dei cittadini, magari eliminando questa burocrazia che è immane, velocizzare il rapporto veramente tra cittadino, esigenza, problematiche. Queste sono le cose che mi interessano. Se le province avranno un potere, garantiranno uno step superiore, sicuramente ritengo una cosa utile. Dal mio punto di vista, io all'epoca non c'ero, ne ho sentito parlare bene, al più delle volte, raramente lamentarsi. Sono curioso di vedere cosa chi
entrerà a far parte di queste province prima di esprimere un giudizio. Io resterò sempre terra a terra, touch, prima vedere, dopo pagare cammello. Altra mail, una buona giornata al conduttore e all'ospite, signor consigliere Tremul, persona pronta sempre a dare una mano a chi ne ha bisogno, insomma un generoso interprete dei bisogni del prossimo. Sono contento di rivederlo maggiormente rispetto al passato, un grazie a questo emittente che ci fa conoscere tanta brava gente. Per quello che mi riguarda ho sempre pensato e detto che questa persona nella giunta e nella città è un piccolo faro di altruismo che non fa interventi da intellettuale, ma va a dare quel poco o molto aiuto che può donare a tutti senza distinzione partitica, ma solo all'umanità che offre. Anche lunedì era vicino alla muleria del nostro Burlo con tanta brava gente, si ritrova sempre accanto a chi ne ha bisogno. Ora lo saluto sentitamente pregandolo di estendere i saluti alla mamma e all'amorosa, dice Gianni, il nostro telespettatore. Porca miseria Gianni, come sempre le parole entrano, grazie, saluterò, troppo buon. Saluto mamma e Babi e te auguro una buonissima giornata. Occhio e il caldo. Altra mail, buongiorno sport. Quale insegnamento? Approfitto della presenza di Corrado Tremul, tifoso ed attivo nel mondo giovanile, per proporre un ragionamento di una speranza. Da troppo tempo a Trieste, e non solo, il mondo dello sport sembra attraversato solo dal realizzo economico. Parlo di calcio e basket, dove le società sembrano essere interessate solo ai flussi di denaro e poco dall'instradare i ragazzi ai veri valori che lo sport dovrebbe trasmettere. Mi auguro avvenga una repentina inversione di rotta per ritrovare il livello umano nei principi intrinseci dello sport stesso, scrive Piero. E adesso lascio il commento a Corrado Tremul, se mi permettete però, questo vale magari ai grandi livelli, perché poi se si va a scoprire, e non parlo solo di calcio, ci sono tantissime attività, pattinaggio, l'artistica, il nuoto, il baseball, tante discipline, che se si va a vedere le categorie giovanili, le scuole calcio, le scuole basket, le scuole pallavolo, le palestre di arti marziali, c'è tantissima gente, tantissimi ragazzi, ragazze, indifferente la disciplina e l'età, che si impegnano in silenzio facendo sport sano, senza essere coinvolti in questioni legate a soldi, compensi, procuratori, sponsor e altro. Quindi, a mio giudizio, Corrado poi lascio lei commento, è vero, lo sport di vertice non sta assolutamente dando il buon esempio. È il calcio in primis, che è lo sport praticato maggiormente in Italia, dal livello di Serie A, dalla nazionale, anche alla Serie C, e il caso della Triestina è emblematico. Ricordiamoci però che sotto a queste categorie mediatiche c'è un esercito magari un mondo, mi piace più togliere termini militari, un mondo di attività sportive, soprattutto giovanili, che in silenzio fanno le proprie cose, crescono con dei sani principi, fanno sacrifici, faticano, sono contenti, c'è chi lo fa per avere dei risultati, c'è chi lo fa perché vuole passare del proprio tempo in compagnia, c'è chi altro lo fa solo per stare in movimento. A quelli andrebbe orientato la nostra attenzione. Corrado, scusate questo spaccato. No, è fatto edificante, te l'ha fatto bene, dai, parliamo in triestino. Oggettivamente il problema proprio è questo, perché ci sono molti, come ha detto Bernardo, ci sono molte realtà sportive. Io ho giocato a calcio, ho fatto diversi sport e anche arti marziali, come hai fatto bene a dire, tutte queste società che poi tra l'altro hanno anche grosse difficoltà in taluni casi, anche proprio prettamente a livello economico per andare avanti, si lavora molto col volontariato anche addirittura, cioè è una realtà secondo me molto importante. Ho sempre detto sport e vita, soprattutto una vita di anche insegnamento che si dà ai giovani, e poi in questo periodo anche là è meglio che mi taccio, perché insomma
ho sempre detto le strade adesso sono totalmente differenti dalle strade mie, e lo spaccato che è stato detto dal telespettatore riguarda soprattutto ai cosiddetti sport business, dove che oggettivamente si guarda al vil denaro che monta soprattutto, mentre a livello di insegnamento nei confronti dei giovani cosa gli va a insegnare? Il telefonino con il video che fai, che imiti il soggetto famoso di turno? No, io direi che proprio come ha detto Bernardo, gli occhi e gli sforzi di una società, nel caso nostro anche del comune, con le Lise sono state fatte, ricordiamo palestre, l'ultima San Giovanni, poi ci sono vari campi calcio, varie realtà, ecco, quello è lo spazio dove andare a investire. I grandi ci arrivano già d'altronde con quelle paghe che prendono, se poi pensiamo che non siamo neanche andati al mondiale. Ma di cosa stiamo parlando? Ma questi, Metaccio. Beh, ma non so se neanche se avremmo fatto una bella figura, perché ho visto che le squadre, anche quelle di Brasile, col Marocco, come no? vedi il Portogallo ieri, la Repubblica del Congo, non è che abbiano brillato. No, Questa Italia, anche se passava magari per un risultato benevolo nella fase di spareggi, poi si trovava anche contro squadre sulla carta di seconda, terza linea e magari avremmo fatto brutta figura. Sempre meglio esserci e dire ci ho provato che non esserci. Questo, sono consapevole del fatto che il livello calcistico in Italia, quello è, basti pensare che le squadre, comunque anche di club, dove sono giocatori che prendono un sacco e mezzo di soldi, che col binocolo li vedo un comune mortale. Basti pensare che anche là nelle coppe siamo tornati a casa. Questo è un piccolo passaggio, così usiamo il termine sportivo, torniamo alle segnalazioni dei cittadini. E allora andiamo a sentire la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Prego. Buongiorno, signor Luigi. Ecco, forse sarò ripetitivo, ma diciamo che politicamente hanno fatto tavola rasa in tutti i sensi qua a Trieste. Parlo solo di Trieste, no? Per non allargarmi troppo. Ma io dico, no? Una regione che dichiara l'anno scorso 7 miliardi di utili, no? Ecco. Non sono utili. E qui stiamo ancora parlando di come spenderli, no? Ecco. Allora faccio questa domanda qua. Cioè 7 miliardi sono 7 mila milioni di euro, parliamoci chiaro. Si possono fare tante cose per tutta la Trieste e la regione, no? Allora faccio la domanda anche a lei. Se lei domani diventasse sindaco, cosa farebbe nel sociale? Cosa farebbe per la sanità? Ecco, perché qui si fanno queste domande, come le ho fatte agli altri suoi colleghi, sono stati molto vaghi e non hanno dato nessuna risposta. Ecco, insomma, capisce che qua tutti dicono ma nessuno fa niente, e allora bisogna trovare una persona, anche se non è suo compito farlo, ma di intervenire comunque, dare soddisfazione al cittadino, battere i pugni sul tavolo, insomma, su questo, perché i soldi ci sono, si possono fare tante cose. Capisce? Io ricordo quando la Triestina era in Serie B, no? Andavo volentieri a vedere il calcio, anche se non ero della Triestina, insomma, ma oggi lo sono e mi dispiace, no? Che hanno fatto veramente un caos totale. Sì. Non abbiamo più una squadra, non abbiamo più una squadra di pallacanestro, ma cosa stanno facendo? La gente non si rende conto di questa gentaglia, no? Che amministra e se ne frega del prossimo, no? Allora se lei fosse domani sindaco, no? Cosa farebbe per Trieste? Non dico altre città, per Trieste. Saluto. Grazie Luigi, però cerchiamo di dare dei contorni giusti, perché sennò dopo si veicolano informazioni sbagliate. La regione ha un bilancio di circa 7 miliardi, non ha utili per 7 miliardi, perché questo vorrebbe dire che al netto di tutte le spese avanzano 7 miliardi. Non è così. Avanzerà sicuramente tanti milioni, ma non tanti miliardi. Questa è la prima cosa che bisogna dire. Il bilancio della regione è molto grosso,
deve contare di spese fisse, il personale, le strutture, le attività, la sanità e tutto quanto, e poi ha delle spese di investimenti che possono essere scelti, e lo sceglie la politica, quello lo sceglie la politica e quindi va detto. Sì. Per quanto riguarda la Triestina e il basket, Luigi parla di amministratori privati, poi c'è magari anche qualche colpa, fra virgolette colpa, di qualcuno che ha a che fare col mondo del pubblico, magari per una gestione. Adesso non sto parlando di Triestina e basket, dico in generale, quando ci sono crisi che riguardano anche squadre sportive, ci sono strutture come le federazioni, il CONI, la FIGC, che magari potrebbero fare qualcosa o potrebbero dare delle informazioni o dei paletti rigidi sulle società, evidentemente non è andata così negli anni. Però di base è chi subentra, che è un privato, un imprenditore, una cordata, un fondo di finanziamento, che fa i suoi interessi. No? Assolutamente sì, è finita l'epoca delle famiglie facoltose, e poi risponderò al signore anche sul sindaco, anche se... Sì. Vabbè, andiamo con ordine. Metaccio, ma però è oggettivamente finita quell'era delle comunque imprenditoria, che sia locale qua neutra, che sia nazionale, ma questa vale per tutti i paesi, da che mondo è mondo sono subentrati. Si vede anche in Inghilterra, basta vedere anche la stessa Francia, insomma oggettivamente ribadisco, quel mondo, visto che il signore parlava della Serie B, quel mondo, qua c'era un grande, dal mio punto di vista, Raffaele Deriu, per me il più grande presidente, assieme a Berti, poi il compianto anche Biasin, povero che è. Queste figure sono finite, si è largo, grazie sempre al denaro, è chiaro, sono dei soggetti che non lavorano sicuramente con il cuore, questo lo posso dire io, sono rarissimi i casi, ma la gran parte guardano profitti, entrate, uscite e quant'altro, e tutto questo dal mio punto di vista ha indubbiamente tolto via usiamo un termine soft, romanticismo che si era e si è visto per tanti anni. Cosa farebbe Corrado come primo gesto se fosse sindaco? È la domanda di Luigi. Sì, assolutamente. Priorità del sindaco Tremul. Aiuto, già la parola sindaco. Vabbè, Tremul, insomma, ce l'ha chiesto. Penso che andremo a striscia la notizia, qua so già dopo, va bene, lasciamo stare, però oggettivamente il mio discorso, tanto per quanto riguarda migliorare assolutamente tutto il discorso inerente alle strade, ai marciapiedi in assoluto. Faccio discorsi terra a terra, tanto per capirsi, andrei anche un po' a toccare certi discorsi anche per quanto riguarda il centro, dove oggettivamente i camion, adesso spero che adesso col discorso anche del ponte longo, curto, stretto, ognuno lo chiami come vuole, risolva delle problematiche, perché vedere i camion che circolano in centro e sulle rive non amo. Io sarei per il trasporto, per intenderci, su rotaie. I camion dal mio punto di vista non dovrebbero circolare, quantomeno per certi tipi di trasporti, perché si sa che anche là oggettivamente ci sono gli alimenti e quant'altro, che è un altro discorso, però per ridurre un po' la presenza sulle strade la soluzione sarebbe quella di portarlo su rotaie. Farei sicuramente qualche centro un po' come era un po' nei nostri tempi ricreatori, usiamo il termine, perché quello che abbiamo visto noi nella nostra gioventù, io sono un po' più vecchio, Bernardo è ancora giovane, sono putelli,
Però oggettivamente centri di aggregazione, qualcuno a sinistra, sinistroidi come li chiama Roberto, il sindaco, cercherei molto di portare al contatto umano veramente, a portare a vivere la strada per come l'abbiamo vissuta noi. Dal mio punto di vista serve molto anche per regolamentare un po' il discorso anche a livello turistico, anche parcheggi ad esempio, ben vengano i parcheggi, però siccome abbiamo la Trieste Trasporti che dicono, e io confermo, sono una delle migliori, specialmente anche adesso con i mezzi, con tutti questi mezzi elettrici e quant'altro, che sono l'innovazione, cercherei più un discorso di portare il trasporto sia con parcheggi e sia con il bus, le linee, e anche un discorso economico a livello di abbonamenti, incentivi e quant'altro per i residenti, in modo tale di garantire non ore di stallo, multe e quant'altro, ma la lista mia sarebbe lunga e mira più su un discorso sicuramente sociale che su un discorso di infrastrutture. E pertanto starei qui a portarvi a tempo e credo che sinceramente... No, dobbiamo andare in pubblicità più che altro, guarda, me lo segnalano lassù, con una scritta luminosa, quindi breve pausa, sì, adesso lampeggiano addirittura, lampeggiano. Vabbè, pubblicità, urgenza. Ci ritroviamo tra poco, abbiamo tante mail, Corrado, adesso andremo a cercare di leggerne il più possibile. Grazie, tra poco. Grazie a tutti. Torniamo in diretta, 8:38 di giovedì 18 giugno, in compagnia di Corrado Tremul, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Abbiamo una telefonata e tante mail, cercheremo di andare più rapidi. Prima però della telefonata ci tengo a fare gli auguri di un traguardo importante, raggiunto pensionamento per Adriano. Ad Adriano vanno tutti i nostri auguri, Corrado. Anche i miei auguri Adriano va in pensione dopo diversi anni e a fare gli auguri sono gli colleghi dell'ufficio posta e imbustamento di una importante ditta triestina che insomma non nominiamo per questioni anche di riservatezza, però insomma tanti auguri ad Adriano per questo importante traguardo. Corrado. Certo, Mino che arriverò, grande. Non è vero. Andiamo a sentire la telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Maurizio e non credo più a San Nicolò. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di tutto un plauso per il vostro ospite, perché è lui è un politico, è forse l'unico politico che io vedo in giro per Trieste, per esempio in supermercato. È uno che va a fare la spesa, anche di piazza va in supermercato, quando si deve inaugurarlo però. Ecco, per cui questa è la prima cosa, e si dà da fare, è sempre in prima persona, si vede, per cui indipendentemente, non sto parlando di politica, parlo di persona, perché quando uno sceglie qualcosa non sceglie perché è di quel partito, se no sei una pecora, devi vedere quello che hai davanti, le persone a posto possono essere da una parte e anche dall'altra. Non sono d'accordo su quello che ha detto delle province, spiego subito perché. Lui ha detto vedere cammello e dopo... no, purtroppo quando te ha visto il cammello te ha già ciappato in schiena la provincia. Perché noi non abbiamo possibilità di tornare indietro. Ossia chi è là sarà un poltronificio, metterà la destra i suoi, la sinistra i suoi, tu metterai i suoi, e quando che si senta là non te li schiodi più,
Ecco, questa è la roba, per cui non puoi aspettare di vedere per sapere, bisogna partire con un programma, sapere già se fa questo e questo, non in corso d'opera. Quando ti vai in gita in montagna ti sa già il sentiero che tu devi prendere, non si improvvisa, invece al giorno d'oggi a Trieste si improvvisa tutto. Ecco, il mio discorso era solo che non sono d'accordo su questa faccenda, io ero contrario alle province, ma però chi ne ascolta? Questi non ne lascia parlare, noi siamo sudditi. Questo è il discorso. Va bene, vi ringrazio e buon lavoro. Grazie Maurizio. Prego, Grazie signor Maurizio anche per le belle parole. Intendersi, forse mi sono espresso male, che voglio vedere chiaramente prima che vengano elette le persone, perché poi sul resto andiamo in sintonia anche se non la conosco. Io volevo capire, tastare, vedere carta canta obiettivamente non tanto, cioè non per niente la figura di chi sarà su quelle sedie, ma la vera potenzialità che si ha come strumento province, che non rimanga una cosa messa là con la parola. Allora indubbiamente poi devo andare anche a vedere chi si siederà su certe poltrone. E qua mi taccio. Comunque grazie. Andiamo a sentire un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Intanto un grande abbraccio a Corrado perché veramente è una brava persona. Troppo bonus. No, non sono troppo buono, è la verità. Però volevo dire, quando ti ho capito, vabbè, cosa faria se saria sindaco? Mi pensavo la tua risposta più idiota per tutti. Però via questo. Quel che volessi dirti, volevo dirti, i rioni, la nostra identità dei triestini, no? Se la sta percependo che la stiamo perdendo e stiamo diventando X, siamo sempre in estinzione. I rioni sono importanti e anche il vivere in città è importante. Una volta noi andavamo in città e ce la godevamo come triestini, nel senso godevamo la città. Adesso invece non ti godi né il rione e non ti godi neanche la città. E dunque, anche perché il turista che viene qua a Trieste, che guarda Piazza Unità, non guarda quel che seria anche importante, capire qual che sia la nostra cultura, perché i triestini siamo particolari, siamo gente che ha una sua identità, no? Però via questo mi sono egoista, guardo casa mia. I triestini adesso se trova in difficoltà a vivere la propria città. E già che dite sono una persona che ama questa città, volevo capire cosa pensi te, se è un grosso problema o no. Ti ringrazio e buona giornata. Grazie, prego Corrado. Ma molto velocemente, buona giornata e ringrazio. Sì, certo, ma io l'ho detto qua, ripeto, non vorrei essere in questo ripetitivo, si scusa il gioco di parole. Trieste è cambiata, punto, è cambiata ma non da adesso. Io l'ho detto qua in consiglio circoscrizionale 10 anni fa che si cominciava, questa purtroppo è la realtà, però ricordiamoci una cosa, sta comunque a noi cittadini salvaguardare in generale il territorio. Questo io non amo fare discorsi di politica, perché il passaggio importante che è stato detto prima da Maurizio è vedere la persona che si dà da fare, e pertanto anche con le segnalazioni, che io ne ricevo tantissime, faccio l'esempio a Barcola, a Topolini, io con Gabri Cinquepalmi, è da tempo che facciamo i nostri controlli, riceviamo le nostre segnalazioni, le riportiamo. La mia storia è un po' lontana, non ero neanche in circoscrizione la prima volta che andavo giù, e per quello dico che concordo, Trieste sta cambiando, sta anche a noi triestini darci una mano anche per quanto riguarda, ribadisco, ognuno con le proprie simpatie elettorali o meno, chi se ne frega, però dare una mano anche perché anche la segnalazione stupida, tra virgolette stupida, non vorrei essere frainteso, del piccolo problema, che per me sinceramente il problema piccolo
per me può essere grandissimo per un'altra persona, non si dovrebbe mai generalizzare, però anche con la segnalazione e con l'aiuto, perché siamo andati giù, ribadisco, l'assessore, poi c'era il comandante dei vigili, io questo giro non c'ero perché sono per gli ospedali a fare delle visite mediche, che al cittadino interesserà o meno, però questa realtà ultimamente sono abbastanza così. Però si è visto che anche là l'ultima volta sono intervenute delle persone e hanno portato delle problematiche, parlando con una grandissima, e io non sono un lecchino, mi si passi il termine, grandissima Tele4 che è sempre presente, sempre dà voce, e queste sono cose che ci aiutano, perché quando si viene anche qua non è che si limita a fare, però apprendo anche delle cose che magari non le conosco, giro tanto, un po' difficile, ma non è che pecco di presunzione, però ben vengano, e anche questo è un aiuto per cercare di la roccaforte della nostra città, della bella Trieste, sia sempre viva. Vado veloce con alcune mail. Turca. Buongiorno, la sera quando servono i pasti in Piazza Libertà fate un giro e fate fare un giro ai cani antidroga, vediamo quanti se ne salvano. Buona giornata e mai mollare con le recinzioni di Piazza Libertà. Veloce commento? Un veloce commento, la situazione va avanti, i controlli anche, e mi taccio perché oggettivamente anche là, mi avevo già detto qua l'altra volta, portare i studenti, i fioi, a vedere una realtà che non è una realtà normale, succedono episodi quasi quotidianamente. Allora controlli servono, ma serve anche la certezza della pena, serve anche, grazie a ieri in Europa tra l'altro è stato dato un po' un'accelerazione, no? Ecco, per quanto riguarda finalmente i rimpatri, no? E poi soprattutto anche là, è inutile, ma dipende dalla sentenza del giudice di turno, no? Che sicuramente non aiuta. Qua sarebbe tanto da parlare, comunque i controlli lo so che vengono effettuati e dopo sai, devi cambiare anche le regole di ingaggio da parte della polizia. Tu non puoi trovarti il soggetto che ti ride in faccia, ti sputa perché magari è il minorenne, che se poi vai a vedere in taluni casi è già successo, proprio minorenne non è. Mi scuso che mi agito quando sento sta robe qua. Abbia la vignetta di Marco Inglao. Che lo saluto, grande. Come sei con l'ippodromo? Siamo a cavallo. Siamo a cavallo. Sentiamo un'altra telefonata. Altra storia questa degli appalti, delle gare, basta vedere Catinara. Anche là, io starei, scusami, solo al volo. Prego. Starei qui a dire la mia, però sicuramente dovrei, per quello che io ho in testa, che può valere per quello che vale, è un mio pensiero, però dovrei starci qui almeno una mezz'ora di fila per dire le cose che non vanno, e ce ne sono, appunto. Telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, il suo ospite, sono Gino. Prego. Buongiorno signor Gino. Trieste Turismo, il Parco della Rimembranza, 100 anni, e la Labarda è nelle condizioni che vediamo da Piazza Goldoni. Cioè, è una cosa spaventosa, cioè, quello è l'emblema della città che si dice turistica, e il suo emblema è in condizioni invisibili. Il parco si celebra i 100 anni del Parco della Rimembranza e la Labarda non c'è. Per tal proposito del Parco della Rimembranza voglio ridire quello che ho già espresso qualche settimana fa. Ci sono un sacco di triestini che sono morti, che operavano nell'esercito austro-ungarico, perché sono stati reclutati 35.000 e sono morti 4.000. E di questi 4.000 su quel parco, dopo 100 anni, penso che abbiano diritto di avere un monumento di rappresentanza assieme agli altri 1.000 che si sono arruolati nell'esercito italiano e che sono morti nel 1960. E quindi loro hanno difeso la loro parte di quel momento, bisogna riconoscerli anche il loro spirito. Grazie e buongiorno. A lei, grazie Gino.
Molto velocemente concordo, porterò avanti, ricordo per chi si è dimenticato di fratelli, cugini, cioè voglio dire all'interno della famiglia, sui due fronti, per varie vicissitudini a combattere per la patria cosiddetta. Ok, sta di fatto che ne terrò presente. Per quanto riguarda la Barda, sembra che sono sempre me, però è da mo' che richiedo una sistemazione adeguata a quello che è il simbolo di Trieste. Speriamo, doveva essere nei programmi dei lavori della ricostruzione del San Giusto Parco della Rimembranza, e speriamo che rientri, tra virgolette, perché è una cosa che ho chiesto anch'io, ma perché mi è stata chiesta da tanti cittadini. Altra mail, c'è un'area tra via Cesca, via Inchiostri e via Miani delle ferrovie che ormai è diventato un bosco. Inoltre, via Inchiostri, dopo l'osteria dell'Orbo, la strada è un disastro, è vero, confermo. Ero stato sabato proprio lì e devo dire che la strada è effettivamente molto pericolosa. È sulle stesse condizioni, perché premetto, ho fatto in ambedue casi delle mozioni. Una era andata in porto, che era la discesa di via Miani in corrispettivo vis-à-vis dito in Triestin alla Risiera, dove si scivolava e dove sono cadute ragazze e ragazzi, anche ero presente almeno un paio di volte, era stata fatta. Stessa cosa, ho chiesto che tra l'altro l'ultimo, lo dico in Triestin, manca un fil che non va in biglietteria di quella che è la curva Furlan, perché con l'asfalto asciutto già è un po' borderline, col bagnato diventa una pista di patinaggio. È segnalato il tutto, segnalato gli uffici, fatto le mozioni. Sto ancora aspettando, quello è il famoso discorso delle cose che si dovrebbe fare in città, ma sarei troppo lungo. Comunque l'ho segnalato, spero che entro fine mandato venga fatto. Poi alla fine, come ho sempre detto, deciderà, ed è giusto così, il cittadino chi premiare e chi no. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Dico agli ospiti, no? Ma vengono in televisione gli ospiti con un risultato, non so, un risultato, fatto un marciapiede, fatto un gabbiotto per il pullman, un qualcosa, non lo so, ha aggiustato le buche per strada, no, niente. Arrivano lì, segnalo sul blocco come adesso, e dopo chi si è visto si è visto. Il metal detector che io ho iniziato a brontolare già 2 anni fa alla Risiera di San Saba, no? Cosa ci vuole agli agenti municipali, agli agenti lì, un metal detector che praticamente pesa sì e no 200 grammi, è grosso, è lungo 20 centimetri, è alto 3 centimetri, è largo 4. Cosa ci vuole a metterlo in funzione? Cominciate a titillare il prefetto, il questore, eccetera. Per salvare i giovani che hanno il coltello lì si potrebbe sequestrarlo. Praticamente salvando tutte queste donne che sono praticamente assassinate, accoltellate. No. Va bene, grazie Franco. Prego, Corrado, dopo abbiamo tante mail. Sì, velocemente invito il telespettatore di Udine a mettersi nelle future liste per quanto riguarda la realtà, la città di Udine, che tra l'altro ho diversi amici e non se la passa bene. Se io sto qui ad elencare tutto quello che ho fatto, aiutato a fare, segnalato e quant'altro, signor Franco, stiamo qua almeno 4 giorni, sono 10 anni, e io in televisione a dire cosa ho fatto, non l'ho fatto in 10 anni e continuerò a non farlo. Buona giornata.
Altra mail, sto sentendo una signora che si lamenta del taglio dell'erba, idem per Borgo San Sergio, dietro l'asilo tra le vie Reis Romoli e via Sinigaglia, c'è l'erba altissima che l'Atter già da tempo non provvede a sfalciare, potrebbe essere un problema anche per i bambini che giocano all'asilo. Un grazie al signor Tremul che si attiva sempre con serietà. Ancora Verde, un'altra mail di Sonia, a proposito del degrado del Verde vi consiglio di fare un giretto in via Ponziana, prima del ponte della ciclabile proseguite verso il Burlo, se il comune non viene a tagliare l'erba e gli alberi fra poco non si passerà più da questa strada. Per quanto riguarda invece le corriere, buongiorno a lei e al suo fantastico ospite Tremul, si potrebbe migliorare la stazione delle corriere, versa in uno stato di completo degrado, cattivi odori, sporcizia, fa veramente disgusto, sicuramente non è un buon biglietto da visita per noi tristini né tantomeno per i turisti. Grazie e buona giornata. Intanto queste, poi approfitto della presenza del signor Tremul per segnalare che le strisce pedonali davanti all'ingresso principale del cimitero, attorno alla rotonda, sono ormai inesistenti, quindi non si vedono. Altra mail di Renata, vorrei sapere cosa ne pensa il vostro gentilissimo e triestinissimo ospite, se crede che i procuratori presenti ormai in qualsiasi ambito sportivo siano una delle rovine del calcio, che stiano rovinando lo sport. Ora come ora i genitori con un figlio promettente deve ingaggiare e pagarsi un procuratore. Non è veramente così, Però paga la quota. quota. Glielo spiego. Pagarsi un procuratore se vuole che abbia un futuro o comunque una crescita sportiva in squadre di maggior livello. Sicuramente un procuratore che abbia già il nome sia nel giro aiuta a trovare la squadra, a trovare l'aggancio, perché funziona così nel calcio. Però la procura la può fare anche il genitore. Chiaro, dopo il genitore dice io sono nessuno in un contesto di squali. Però la procura ufficiale la può fare anche il genitore, di un ragazzo minorenne intendiamo dire. Assolutamente sì, hai fatto bene a sottolinearlo, sono d'accordo che, ribadisco, uno dei mali dello sport, che calcio e pallacanestro lavorano su binari un po' differenti, ma gli sport business sicuramente sono gli imprenditori, i procuratori. Non tutti, ovviamente non si fa non si può generalizzare, assolutamente. Quelli che lavorano bene, anche a Trieste ce ne sono. Ce ne sono, io ho anche amici che lo fanno, però diciamo che l'ambiente, ci sono delle figure un po' come in tutti gli ambienti, che non aiutano il buon nome, soprattutto non aiutano quello che mi interessano a me, i giovani, perché sono stufo di vedere, questo sì, vorrei tornare indietro ai 3 stranieri, massimo 5, 3 in campo, voglio vedere i nostri ragazzi, voglio vedere i nostri fioi, anche con la maglia della Labarda. Io per 3-4 partite l'ho anche messa, devono emergere, perché abbiamo le potenzialità sia come allenatori sia anche come società serie, tante indifferentemente, di dare di nuovo lustro a quello che è lo sport comunque nazionale, ma questo vale per qualsiasi sport. I giovani devono avere la possibilità di emergere, poi sta a loro, alle loro capacità, alla loro voglia, indipendentemente a andare avanti per raggiungere certi obiettivi. È meritaccio. Altra telefonata, siamo già arrivati quasi alle 9, buongiorno. Sono Adriana, volevo salutare Corrado e ho chiamato unicamente per contraddire quanto detto dal telespettatore precedente, che diceva che prende nota e che Corrado non fa nulla, assolutamente sbagliato, perché ad esempio il discorso di Bascola l'ha risolto, perché qualsiasi problema che ci sono, e là ce ne sono giornalmente perché vengono a bivaccare e a fare di tutto, ormai è diventato uno slogan: parliamo con Corrado Tremul che lui risolve, e lui non risolve solo con le parole, viene di fatto lui e 5 palmi, vengono di fatto di notte a controllare, quindi nessuno può dire che prende nota delle cose, si prende note e poi non viene fatto nulla, non è così. Grazie signora. Lo dovevo. La ringrazio signora Adriana, non neanche perdere tempo a commentare il telespettatore noto di Udine, solo una cosa, ci sarà la festa, che poi vi lascio, la festa a Borgo San Sergio per i 50 anni degli Ultras questo sabato. E andremo tra l'altro con Marcelo Medau e Gabri anche a vedere, seguire il discorso del senso unico in via di Vittorio, che è una cosa che ci teniamo.
e chiameremo qui il buon Bernardo che venga anche fuori anche a vedere con noi, perché la situazione, purtroppo le macchine sono sempre più grandi, i SUV sono sempre più grandi e le strade hanno la stessa misura che avevano 50 anni fa. In alto i cuori, ciao Alessandra, condoglianze a tutta la famiglia e la chiudo qua. Ci sono altre segnalazioni, Corrado, una via Svevo di fronte alle Torri, unico marciapiede alla fermata autobus 8 in direzione Servola, dissestato in modo vergognoso. Poi vedo ancora una bella mail di Renata che dice delle carte d'identità, si legge oggi che ci sono lunghe code, però c'era tempo, già da molti si era annunciata il cambio di direttiva, cioè la carta d'identità cartacea non varrà più a un certo punto. C'è tempo fino ai primi di agosto, ora mi pare che sia stata anche prorogata, se non sbaglio, prorogata oltre il 3 agosto, leggo evidentemente dal piccolo, la scelta è una risposta ai disagi degli uffici anagrafici dei comuni che nel periodo estivo avrebbero dovuto gestire un numero troppo elevato di richieste. Va da sé, come scrive Renata, che c'era tempo per farlo, poi se la gente si riduce all'ultimo si mette in fila. Si mette in fila, purtroppo funziona così. Indubbiamente le tempistiche in questo caso magari non aiutano, però veramente si cerca di fare. Corrado, l'ultima telefonata e poi andiamo in pubblicità, che tra poco entra con noi Arturo Governa di Azione. Buongiorno, chi è in linea? Sì, buongiorno, un saluto solo rapidissimo. Volevo segnalare al gentile ospite, al consigliere, che in via San Pasquale all'altezza del numero 50, mi sentite? Sì. All'altezza del numero 50, proprio vis-à-vis del botteghino degli alimentari, proprio di fronte, praticamente i lavori che hanno fatto per la fibra ottica, praticamente i cavi della fibra ottica sono così all'aperto, così liberi, proprio come posso dire. Ecco, magari sarebbe un po' da... Insomma, ci siamo capiti, grazie. Sì, no, la ringrazio della segnalazione, ho preso nota e parlerò anche con i vigili, perché mi hanno già segnalato là vicino anche un discorso un po' di sicurezza, usiamo il termine, stradale parlo. Grazie Corrado, buona giornata, buon lavoro. No, grazie a voi, grazie a tutti i cittadini per le belle parole, grazie a Tele4 e avanti tutta, speriamo bene per quanto riguarda le due società triestine, mi riferisco al basket e al calcio. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Fate in diretta con Sveglia Trieste, sono le 9:07 di giovedì 18 giugno e siamo in compagnia di Arturo Governa, segretario provinciale di Azione, comunale di Azione, che non sia mai che dopo scomodiamo altri carichi, mi pare che provinciale sia Daniele Rossetti e regionale sia Coppola. Paolo Coppola. Bene, quindi segretario comunale di Azione Arturo Governa, intanto buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Oggi in compagnia di Cervesi avete un punto stampa sulla viabilità di Via Svevo, che è al centro di dinamiche di riordino anche a livello comunale, ma principalmente voi avete una proposta da poter avanzare. Sì, esatto, noi partiamo da una fotografia che credo sia un po' sotto gli occhi di tutti, e cioè il traffico pesante che impropriamente attraversa le strade del centro cittadino, con tutte le conseguenze che ben conosciamo in ordine alla sicurezza stradale, in primis alla qualità dell'aria, alla viabilità che viene appesantita, all'usura dell'asfalto delle nostre strade, che chiaramente non è necessariamente strutturato per sobbarcarsi dei carichi pesanti che vengono trasportati da questi mezzi. Presenteremo una proposta molto concreta che punta a riorganizzare la viabilità dell'area, ma con una proposta anche per la viabilità interna allo scalo portuale, e per consentire cioè che tutto il traffico pesante che attualmente entra ed esce dal porto rimanga
all'interno dell'area portuale attraverso, ripeto, alcune proposte molto concrete, molto pratiche, di eseguibilità anche abbastanza rapida, con oneri non eccessivi, che dal nostro punto di vista rappresenterà una soluzione per la città. Possiamo fare vedere la prima tavola che è stata Sì, nel corso della... Ecco, questa qua è la proposta. Sì, esatto. Ce ne sono 4 o 5 se non ricordo male, che poi vanno 5 a focalizzarsi sui diversi punti, ed è una proposta chiaramente aperta alle autorità competenti. È una proposta che, ripeto, può essere adottata senza alcun problema e che va nell'interesse dei cittadini, ma anche degli operatori portuali, perché crediamo che anche nel loro interesse ci sia una proposta del genere che può accrescere ulteriormente la competitività del nostro scalo. Abbiamo una telefonata che andiamo ad ascoltare. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo fare un'osservazione, come mai che i giardini qua di Trieste, tutta la città, sono molto in degrado, sono lasciati, sembrano come boschi. Quali giardini, signora? Perché non puliscono? Perché non puliscono non glielo so dire, ma mi sa dire quali giardini? I turisti che vengono a visitare la città non hai tanto bel panorama. Mi dia qualche giardino, qualche nome, così almeno sappiamo di cosa parliamo e possiamo chiederglielo agli uffici giusti. Va bene, ok. Signora, mi dica dei giardini, quali non sono secondo lei mantenuti? Ma non c'è personale, non trovano chi lavora più ai giardini. Quali giardini, signora? Tutti i giardini della città, perché io come giro camminando, tanto che non uscivo, però vedo che è tutto in degrado. Tutti? Sulle rive, ogni anno lo facevano la polizia, quest'anno non so come mai. Ok, va bene, d'accordo. Allora, grazie della telefonata. Che ora vengono queste navi da crociera, non è un bel spettacolo per i turisti. A posto. Grazie. Giardini, verde pubblico, non abbiamo capito quali secondo la signora. No, è difficile inquadrare il tema per quanto sia poi di competenza di un assessorato specifico. Certo. Lei ravvisa, ecco, facciamo così, ribattiamo la domanda. Ecco, vabbè, lei ravvisa che in qualche area verde cittadina c'è uno stato, se non allarmante, ma che necessiti di manutenzioni importanti o urgenti? Così a memoria, non è che dobbiamo fare... A memoria, anche per stare alla cronaca recente, penso al giardino pubblico di Via Giulia, che tra l'altro è stato prima sottoposto ad un'opera di derattizzazione che era stata richiesta anche dalla circoscrizione dei cittadini e che oggi è ulteriormente attenzionato a causa della caduta di quel ramo, che ovviamente sottopone per ovvie ragioni di sicurezza l'intera area ad un'operazione di verifica. Ora, esprimersi genericamente sullo stato di manutenzione dei giardini pubblici non sarebbe una cosa corretta, e quindi mi sottraggo ad una valutazione di ordine generico che non sarebbe giusta né corretta. Dopodiché è evidente che il verde pubblico in una città come la nostra chiaramente è sottoposto a tutta una serie di sollecitazioni che spesso non sono e non possono essere oggetto di interventi tempestivi. Però onestamente, da un punto di vista intellettuale, va riconosciuto che non sono pochi gli interventi che in questi anni si sono succeduti anche per recuperare aree che effettivamente non erano o erano solo parzialmente fruibili per la cittadinanza. Ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? Niente, ci avevano messo in attesa all'inizio. Allora, un'altra mail invece dice: buongiorno, vorrei sapere perché sono fermi i lavori per il supermercato in via Bovedo a Barcola. No, non lo so, non saprei rispondere. Oltretutto, se è un supermercato probabilmente è un appalto privato, quindi bisognerebbe chiedere alla ditta o al proprietario del supermercato, non so neanche se è una catena o è una bottega, il perché i lavori sono fermi. Probabilmente il comune, che comunque concede determinati visti e rilasci per i lavori, è al corrente, magari lo domanderemo a chi di competenza. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Gugliotta, e buongiorno all'ospite, quasi Gianni che parla. Buongiorno Gianni. Volevo solo associarmi a quel che ha detto il signor Gino prima, riguardo i morti di differenza di rispetto e della labarda.
Sì. E volevo dire ancora una roba che si potrebbe rimediare, magari. Pronto? Sì, la sentiamo. Ah, scusi, credevo che sono un svuoto. Volevo dire solo una roba, anche che se potessi rimediare un poco per questi poveri dell'altra parte che sono morti, perché i morti sono tutti uguali. Se lei la va alle assicurazioni generali, la vedrà una targa che commemora i 14 morti che sono andati a fare i militari contro l'Austria. Però se lei la va nell'anagrafe della società, la troverà che 44 di loro sono andati per l'Austria. Allora mettiamoli tutti insieme, visto che è facile fare. Questa è una mia idea stupida, però è un'idea. Grazie. Grazie Gianni, grazie, buona giornata. Parco della Rimembranza, che era stato menzionato tanto per la Labarda, quella che aveva una sua dignità con il roseto, che poi non è stata più ripristinata come da progetto iniziale, anche se è in corso comunque una attività del suo ripristino, quanto anche per i cippi monumentali che ricordano nel centenario quest'anno della creazione del Parco della Rimembranza i caduti della guerra. Credo che sia assolutamente un'istanza da condividere, da accogliere, e a maggior ragione in una città come Trieste, che è testimone, io dico vivente, di una memoria che attraversa eventi del Novecento che sappiamo bene hanno segnato questi territori, e quindi è assolutamente condivisibile la richiesta di chi chiede una condivisione della memoria anche nei luoghi che questa città ha, anche nelle sue aree monumentali, indipendentemente chiamiamole dalle parti in causa, che è sempre difficile da dire perché parliamo sempre di uomini, di caduti, a cui quindi va a posteriori il rispetto che si deve ai morti. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo qualche minuto, a tra poco. Bene, continuiamo con Sveglia Trieste in compagnia di Arturo Governa, segretario comunale di Azione. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Vorrei chiedere se è possibile intestare le due scalinate che da via del Monte a via Capitolina, una ai caduti triestini e istriani del Seebataillon Trieste e l'altra ai caduti del Reggimento 97, sempre triestini e istriani e anche isontini. Okay. Questa è una domanda. La seconda domanda, vorrei sapere chi ha autorizzato quella targa con i nomi di 2500 medaglie d'oro che non ce ne ha con Triestino. Ma scherziamo? Vorrei sapere chi ha autorizzato. Che targa? Quale? Dove si trova? Ai piedi del Santa Maria Maggiore. Ah, ok. Con i nomi delle medaglie d'oro. Va bene, ok. Non so chi ha autorizzato, forse è stato un lavoro d'ufficio. Comunque sia, se posso consigliare, se lei ha intenzione di chiedere l'intitolazione delle scalinate di Via del Monte, Via Capitolina, per qualsiasi tipo di desiderata, fra virgolette c'è una procedura da fare, no? Governo, bisogna chiedere al comune se si può attivare per... Non credo che sia neanche così breve. Infatti, la toponomastica sappiamo che è molto complessa da riorganizzare, però insomma tentar non nuoce, magari glielo diciamo anche all'assessore alle affari generali qual è il percorso da poter fare per questa intitolazione. Grazie della telefonata. Una mail dice: non so se è competenza del vostro ospite, vorrei segnalargli anche la pulizia di Villa Engelmann a riguardo dei giardini di cui parlava prima la telefonata in precedenza.
Per il resto io penso che la pulizia dipenda molto dalla frequenza con la quale vengono pattuiti gli appalti. Per esempio certe strade, grazie all'inciviltà delle persone, sono piene di mozziconi di sigarette. Non è colpa dei netturbini, ma se predisposta la pulizia è molto rada, i mozziconi finiscono con la pioggia nelle acque. I topolini di Barcola quest'anno sono particolarmente sporchi, soprattutto le terrazze e i servizi pubblici. Non ci sono più i bidoni o sacchetti per l'immondizia generica, solo per la differenziata. Se non compete il vostro ospite, lasciate stare, scriverò quando c'è qualcuno della circoscrizione, non mi ricordo quale sia la zona, la terza circoscrizione, se parliamo di Barcola. Se parliamo di Villa Engelmann dovrebbe essere la sesta, mi pare sesta circoscrizione. Comunque i presidenti o i consiglieri saranno nostri ospiti insomma, a rotazione prossimamente. Ecco, c'è però un malcontento riguardo la pulizia, che poi sia di giardini, di strade, dei topolini, questo emerge come sentimento, no, governo? Non ho competenza né potestà, come evidenziava l'ascoltatore, però sento di associarmi a una sua considerazione. Cioè, il tema pulizie cammina su due gambe, uno è quello della manutenzione che spetta a chi la deve fare, l'altro buona parte direi anche a buona educazione e al rispetto che noi cittadini abbiamo per il nostro territorio. E devo dire che da questo punto di vista possiamo tutti migliorare decisamente molto, cioè le condizioni di molte strade cittadine sono spesso frutto di atti di inciviltà che spesso vengono attribuiti esclusivamente ai possessori di animali domestici, ma non solo. E da questo punto di vista credo che ciascuno di noi dovrebbe essere maggiormente responsabilizzato, a fronte chiaramente poi di una continuità nel servizio che, concordo, può certamente aiutare a evitare che si creino situazioni di criticità e che diventino poi un problema ben visibile non solo ai nostri cittadini ma anche a chi viene da turista in questa città. E in generale sugli spazi verdi, cita Villa Engelmann, ma mi aggancio, secondo me, esatto, cioè si apre un tema molto più ampio su qual è lo stato di manutenzione di alcuni luoghi della città, Parco di Villa Revoltella, e nonché le altre numerose ville di competenza comunale che sono in uno stato di abbandono. Lì credo che si dovrebbe fare una riflessione molto seria, non solo in ordine chiaramente alla tutela dello spazio verde in quanto tale, ma alla valorizzazione di spazi che hanno una loro valenza artistica, culturale, storica per questa città, che io dico è un asset che fino ad oggi è stato sottoutilizzato e poco valorizzato anche rispetto alla possibilità di creare dei circuiti turistici alternativi rispetto solamente alla fruizione del centro città, che amplierebbero l'offerta senza stravolgere il territorio, perché parliamo di cose che abbiamo fortunatamente in casa ma che dovremmo avere la capacità di utilizzare sicuramente in un modo molto più efficace e molto più utile di quanto purtroppo oggi vediamo. Poi magari facciamo alcuni esempi. Adesso abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, prego. Buongiorno, una cosa che succede a Roiano che lei dovrebbe conoscere. Sì. Alcuni giorni, dove ci sono le strisce pedonali tra via di Roiano e il sagrato della chiesa, proprio bloccando sul sagrato c'è un tombino, sono andati fuori tutti i cubetti sono tutti spazi dentro del coperchio. Venendo dalle strisce pedonali è pericoloso perché non si vede, insomma, all'ultimo momento. Okay. Il tombino è alla fine delle strisce pedonali, ecco. Ok. So che lei conosce Roiano, quindi sì. Hai capito dov'è. Ecco. Sì, ho capito. Ringrazio per il testamento, grazie. Grazie, allora, guardi, anche, fa un po' ridere, però io sarò là perché devo andarci per questioni mie personali più tardi, quindi darò un'occhiata, faccio un po' le veci del consigliere circoscrizionale non eletto, quindi mi viene un po' da sorridere, però va bene, insomma, diamoci una mano, quindi sarò di passaggio lì perché devo passare di lì
e darò un'occhiata attenta a quanto ha riferito e quindi poi eventualmente interesserò di persona il presidente della circoscrizione Parisi, che in questo devo dire è molto attento, è molto puntuale, e i vari consiglieri per capire se si può mettere subito un rimedio a questa dinamica. Andiamo prima a dare un'occhiata e poi si può fare qualcosa. Ancora una telefonata prima della pubblicità, buongiorno. Ho già finito una pagina. Buongiorno. No, allora andiamo in pubblicità adesso, anticipiamo di un po' di secondi e poi torniamo sempre con Arturo Governa. Continuiamo sul turismo, con un paio di domande che potrebbero comunque aprire un dibattito. Tra poco, non tra di noi ovviamente. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9:33 minuti, sempre giovedì 18 giugno, in compagnia di Arturo Governa, segretario comunale di Azione. Come si sta muovendo Azione in questo periodo, visto che ci sono tante voci sulla coalizione allargata? Io parlo del centrodestra con il rebus Vannacci, il centrosinistra che fa squadra per Futuro in Comune in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, parliamo di Trieste. Azione è stata presente in più tavoli, ascoltato, sta valutando, ma in che momento siamo della vostra, diciamo, idea di futuro della città a livello amministrativo-politico? Ma guarda, siamo in una fase in cui abbiamo scelto di sottrarci a questa diatriba che dal mio punto di vista iniziava a essere anche un po' troppo autoreferenziale, no? Col centro-sinistra, col centrodestra. Io credo che nessuno la mattina esca di casa preoccupandosi grosso modo di Azione da una parte o dall'altra, men che meno, ma in generale di quali saranno certo. le compagini e le parliamo un po' più campo. per addetti ai lavori. E quindi le preoccupazioni, le domande sul futuro di questa città si erano rivolte ad altro, ed è il terreno sul quale abbiamo deciso di spostarci, cioè di lavorare anzitutto sulla definizione di una serie di proposte che partano proprio dalle tematiche che riteniamo essere le più sentite da parte dei cittadini. E in questa ottica, proprio da una decina di giorni, si sono formati e hanno iniziato alcuni il loro lavoro, dei tavoli programmatici congiunti assieme alle altre forze dell'area liberale e riformista che sono presenti come noi sul territorio, perché oltre ad Azione c'è il Partito Liberal Democratico, c'è Ora e ci sono i radicali del Friuli Venezia Giulia. L'intento è esattamente quello, parliamo di cose il più concrete possibili per arrivare anche a eventuali percorsi di dialogo che chiaramente non escludiamo, anzi auspichiamo, perché crediamo che siano fasi in cui giocare da soli non abbia granché senso e si debba fare lo sforzo di trovare sintesi quanto più ampie possibili, chiaramente nel rispetto di due requisiti fondamentali. Uno, la sostenibilità di qualsiasi percorso si scelga assieme, no? Abbiamo visto fin troppo coalizioni inaugurate sotto le migliori intenzioni e poi schiantarsi al momento che conta, cioè quando si è al governo di una città o di una realtà territoriale. E l'altro criterio è chiaramente una coerenza rispetto ai valori che poi si condividono. Fermi questi due requisiti, chiaramente il dialogo è aperto, e però bisogna dirlo, io non credo che ci si possa sedere a nessun tavolo, che non si possa avviare nessun tipo di confronto se non si ha qualcosa da dire, perché diversamente diventa un'altra cosa, diventa semplicemente aggiungere una bandierina o un simbolo a metà o in coda ad una lista di cose già formate. Il presupposto è avere qualcosa da dire e costruire un'identità programmatica ben precisa e sulla base di quello poi dialogare con gli altri. In questo momento i temi su cui stiamo lavorando, così do questo ulteriore dettaglio, sono la sicurezza, che chiaramente vediamo ogni giorno al centro di un dibattito cittadino, lo dico spesso secondo me in maniera più esacerbata rispetto a quello che dovrebbe essere, ma ci sta. L'altro tema è la gestione del turismo cittadino, l'altra è la cura della città
lo spazio urbano, la cura della persona inteso come accesso ai servizi sanitari, che spesso noi deleghiamo e immaginiamo che sia delegabile esclusivamente alla Regione, ma noi crediamo che anche un'amministrazione comunale, un sindaco abbiano da questo punto di vista un ruolo quantomeno istituzionale e politico prima che amministrativo che va portato avanti, e poi la gestione chiaramente della presenza straniera in città, che rappresenta anche quello un tema che abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni aver determinato spesso situazioni di criticità che probabilmente con una gestione diversa si sarebbero potute evitare. Una mia curiosità, avete avuto un incontro, fra virgolette, ufficiale anche con il centrodestra per capire se ci sono presupposti per eventualmente poter dialogare in vista del prossimo anno? Assolutamente, io credo di non dare nessuno scoop, è un percorso informale, perché chiaramente, come dicevo, al momento non ci sono, ecco, nello scenario dei percorsi già definiti né da una parte né dall'altra. Non vedo un programma di centrodestra, non vedo un candidato sindaco di centrodestra e allo stesso tempo posso dire dall'altra parte. Quindi parliamo di interlocuzioni informali che per quel che ci riguarda sono iniziate proprio con il congresso comunale di Trieste. Abbiamo ospitato i rappresentanti delle principali forze in consiglio comunale, sia di maggioranza sia di opposizione. In quell'occasione e in successive reciprocamente ci siamo dati la maggiore disponibilità possibile a ricercare dei terreni di dialogo che chiaramente, se sarà il tempo a dircelo, se ci saranno le condizioni, potranno maturare. Se dovessimo parlare di turismo e di priorità per il riordino, aggiustamento, per proseguire, anche se magari già tutto va bene, il percorso turistico cittadino, dove secondo lei, se c'è la necessità, bisogna intervenire, se non con urgenza, almeno dandogli una priorità rispetto ad altro? Ma guardi, non sono io a dirlo, per quanto io condivida questa impostazione, ma lo abbiamo visto anche nel dibattito delle ultime settimane, sono gli operatori stessi del settore, penso a Federalberghi, ma non solo, che reclamano una cosa che a me sembrerebbe assolutamente scontata, ma che fino ad ora scontata non è, e cioè che sul turismo, inteso come fenomeno molto ampio che sta impattando sulla città, ci sia una gestione più attiva. La sensazione che spesso si matura non solo fra gli operatori ma fra i cittadini stessi è che questo fenomeno, che ha delle ricadute economiche molto positive per la città, sia in realtà un fenomeno che si è determinato un po' per caso e che non sia effettivamente governato da scelte, da processi che vengono direttamente gestiti da chi ha il compito di amministrare il territorio. E quindi secondo me la cosa più urgente è prendere coscienza di questo e mettere in campo strumenti che inizino a gestire seriamente il turismo, non solo come numeri da celebrare in termini di nuove presenze, in termini di una città attrattiva, ma come un fenomeno che ha un impatto sulla nostra città che è del tutto evidente, senza ovviamente cadere nel giochino di chi se alza la mano per farsi delle domande automaticamente diventa qualcuno che è contro il turismo, o viceversa che abbiamo i sostenitori del turismo per cui non si può toccare nulla. L'approccio non può essere quello. Il turismo è un fenomeno che coinvolge diversi comparti della nostra città, che coinvolge noi cittadini che siamo nelle condizioni di avere una fruizione differente dello spazio cittadino e quindi tutti questi aspetti vanno tenuti in considerazione, avendo sempre come obiettivo cosa? Contemperare interessi legittimi, che sono quelli degli operatori economici, che sono anche quelli chiaramente di chi viene in questa città a visitarci, che non può essere considerato, a volte sento alziamo la tassa di soggiorno. Già l'hanno fatto. Sì, ma lo fanno, come dire, periodicamente, secondo me dando anche un'idea un po' distorta della cosa, nel senso che noi non possiamo pensare che il turista sia, perdonate l'espressione un po' cruda, la mucca da mungere perché fa comodo ad aumentare le entrate del territorio. Il turista è una risorsa che come tale va considerata anche proiettandoci a una dimensione temporale che vada oltre l'oggi, e quindi l'idea è certamente quella di considerare il turista una risorsa che deve essere messa nelle condizioni anche di contribuire
ai costi indiretti che ricadono su questa città, ma una cabina di regia come quella che è stata auspicata servirà, credo, anche a orientare in maniera più efficace le risorse che il turismo porta in questa città, anche a beneficio della città che li accoglie e che da questo punto di vista deve continuare ad essere una città accogliente, perché non possiamo arrivare ad avere quei fenomeni di overtourism che Trieste ancora non ha, ma che abbiamo visto in giro per il mondo, in giro per l'Europa, penso a Barcellona, dove i turisti diventano, come dire, un problema e un bersaglio della cittadinanza che evidentemente è arrivato a un punto di saturazione tale per cui il turista non è una risorsa e ben altro. Ecco, noi non vogliamo arrivare a quello e per questa ragione bisogna governare i processi e farlo mettendo assieme tutti gli attori che nel turismo sono coinvolti e che non sono pochi in questa città. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e al suo ospite, Nivea. Prego. Allora, ho sentito all'inizio che il suo ospite Governa diceva del problema dei camion, di farli passare direttamente per vie traverse in modo di non intasare la città. Allora, io volevo dire, non so se questo sia possibile, però il discorso è, non so se con messo a posto Ponte Bianco o Ponte Verde questo problema sarà risolto, perché vengono su per via Coroneo, a parte via del Teatro Romano, su per via Fabio Severo. È veramente un disastro, in più con le macchine in doppio, in sosta, sia all'inizio di via Coroneo, sia davanti al supermercato, dietro le carceri, diciamo, di via Fabio Severo, è un disastro. Non so, perché quelli, Governa, non sono camion, sono bestie. Se lei li guarda come passano, non riesce mai a vedere la fine. È una cosa impressionante. Quelle non possono passare per la città, quei camion. È proprio, non so se c'è anche un codice stradale che vieta questo, perché è molto molto pericoloso. In più lo vediamo adesso come sono gli scavi in città, hanno distrutto tutti i sottoservizi. No? A parte fatto anche dei negozi. I negozi ci dovrebbe essere uno spazio, una piattaforma, qualcosa fuori della città, dove chi deve scaricare, non dico le merci che si scaricano, quei enormi, la pasta o d'altro, ma i surgelati, i prodotti deperibili, dovrebbero esserci dei piccoli camioncini elettrici a portare in giro per la città, perché lei vede questi enormi camion freezer, no? Che parcheggiano in seconda, è sempre questo il problema, e tirano fuori 10 litri di latte per portare al supermercato. Io penso che questo non sia normale. E poi parliamo un po' del turismo. I cittadini sono stanchi, non trovano un parcheggio. Non mi dica che 3 navi mi sembra eccessivo, non è più possibile. La città per i triestini non è più vivibile. Questo è il discorso. No, io devo andare in città ogni secondo giorno a fare delle terapie, ma non devo parcheggiare, non sono servita dai mezzi pubblici, per cui devo parcheggiare in via Fabio Severo. Se trovo un parcheggio, andare via 1 ora e mezza prima sicuro e poi prendere l'autobus, perché non è più possibile. La città, dico, è invivibile. Non mi si dica che con 3 navi... Nivea, è caduta la linea, però insomma eravamo, penso, verso la fine del suo intervento, fra camion e turismo e navi. Poi abbiamo visto la tripla toccata sulle rive, oggi il Piccolo scrive la città regge, anche grazie agli interscambi con i parcheggi cittadini. Partiamo dai camion. Sì. C'è una situazione sicuramente di disagio nel vedere i camion che transitano sulle rive, in strade come via Milano, via Val di Rivo, per dopo girare nelle vie cittadine interne che sono più strette, che hanno i parcheggi insomma ad angolo e che quindi possono creare un problema viabilistico, di traffico ma anche di sicurezza. C'è però il problema del Ponte Bianco e Ponte Verde per quanto riguarda la percorribilità. Se posso permettermi, Governa, abbiamo una grande viabilità
vediamo di usarla, insomma. È già usata, ma vediamo di renderla esclusiva, insomma. L'idea, ripeto, dopo ci sarà anche modo di entrare nel dettaglio, premesso che sottoscrivo l'intero intervento della signora Nivea, che ha colto in maniera anche molto efficace le criticità così come sono percepite dai cittadini, che non sono solo percepite, ma lo vediamo tutti, sono assolutamente reali. L'idea non è quella di spostare su vie traverse, ma è proprio di internalizzare, se così possiamo dire, l'intero traffico pesante all'interno per quanto più possibile all'interno del porto. Questo proprio perché anche quando parliamo di traffico pesante diventa difficile fare distinzioni tra centro cittadino e periferia. La signora Nivea citava delle vie, diventa difficile pensare che ci siano vie cittadine che possano più di altre accogliere quel tipo di mezzo, quel tipo di traffico, e quindi bisogna, come giustamente dice lei, tornare proprio a una logica che escluda quanto più possibile l'area urbana dalla presenza di questi mezzi, perché le conseguenze sono numerose. Citava la compromissione dei sottoservizi a causa di carichi che le strade non sono preposte a sopportare, quantomeno a farlo per lungo periodo, senza che ci sia la necessità poi di intervenire con manutenzione straordinaria a fasce temporali sempre più ridotte, con costi e oneri a carico della collettività che non sono indifferenti. E poi in primis c'è sicuramente un fatto di sicurezza. Insomma, credo che non bastino le dita di due mani a contare le volte in cui i media, voi, segnalate situazioni dove dei mezzi rimangono letteralmente incastrati sotto i ponti, agli angoli delle strade, con le conseguenze che non sono banalmente il disagio per chi si deve sopportare quell'oretta, ma sono chiaramente cose che non sono sostenibili, e da qui la proposta di pensarci, anche perché in prospettiva le cose non tenderanno certamente a migliorare, anche perché la viabilità urbana, sappiamo anche di recente, essere coinvolta proprio per attività di manutenzione con interventi che hanno durate temporali molto, molto ampie, con chiusure di strade, anche rispetto a quella zona, via Dalviano sarà prossima oggetto di interventi, e quindi bisogna pensarci per tempo, perché non si può arrivare poi ad avere il collasso e a dover affrontare in maniera emergenziale il collasso. Riprendo quello che ha detto Nivea. 3 navi, sono troppe secondo lei? Ma guardi, io tutte assieme? Su questo sono molto laico. Io non credo che abbiamo gli strumenti per dire se siano troppe o se siano poche. Però a costo anche di far arrabbiare qualcuno, una cosa ce la dobbiamo dire. Noi sul comparto croceristico siamo fermi agli anni in cui, e ne sono passati ormai diversi, questa città ha accolto le sue prime navi da crociera. Io non vedo che ci sono stati dei ragionamenti o delle misure che prendono atto di un settore che diventa ormai una costante in termini di presenza, in termini di ricadute economiche per la nostra città. Cioè, qui noi dovremmo darci modo di fare una riflessione che ci consenta di dire se i luoghi attualmente preposti all'accoglienza delle navi siano sufficienti e idonei a farlo, e a farlo nella misura in cui lo stiamo facendo, o se non siano da prevedere delle alternative, alcune delle quali credo siano nei cassetti di qualche assessorato, progetti penso alla stazione marittima, che era stata a suo tempo progettata per altro tipo di accoglienza. Riteniamo che sia idoneo quel tipo di struttura per fare lo sbarco e per accogliere le navi da crociera di quelle dimensioni? O non è lecito domandarsi se questa città, anche rispetto agli altri spazi portuali di cui ha la disponibilità, possa fare altrimenti? A suo tempo si parlava, tra le tante ipotesi, di Porto Vivo, dopodiché anche lì non sono io a dirlo, ma fu il presidente della regione Massimiliano Fedriga a sollevare il tema della coesistenza che oggi non c'è con la stazione marittima, nella nuova stazione marittima di Venezia, che dal 2027 entrerà a pieno regime e che quindi si suppone intercetterà una, dico buona, non si può dire, diciamo una parte del traffico che in questo momento sbarca. Da quel punto di vista che prospettiva ci stiamo dando? Anche perché
quota a parte, scusate il termine, delle navi che arrivano a Trieste sono quelle che sarebbero dovute andare a Venezia e che proprio per il problema dei fondali, del transito nel canale della Giudecca e della coesistenza con altre infrastrutture oggi, ma sarà fra il prossimo anno, non possono andare in laguna. Esattamente quello, cioè, e noi, ma lo dicevo per il turismo, vale per le crociere, abbiamo smesso di fare dei ragionamenti che vadano oltre l'oggi, cioè noi prendiamo tutto quello che arriva, ovviamente fa piacere perché fa piacere per molti motivi, ma dobbiamo anche darci una prospettiva diversa. Cosa immaginiamo per questa città nel turismo, nel settore crocieristico da qui ai prossimi anni? È una domanda a cui dobbiamo darci risposta per capire, perché non c'è una risposta preconfezionata. C'è qualcuno che potrà dirmi, come ho sentito dire, le crociere ci saranno da qui ai prossimi decenni e quindi non poniamoci il problema, ma c'è anche chi, numeri alla mano, anche per quello che ci siamo detti fino adesso, cioè di quella che è il settore crocieristico nell'Alto Adriatico, se è una prospettiva che può rappresentare, almeno in questa misura o in una misura minore, un comparto su cui questa città deve investire da un punto di vista infrastrutturale, dei servizi, della capacità di far sì che tutto questo non diventi un'occasione temporanea, ma una prospettiva costante di crescita economica compatibile, questo bisogna dirlo, con le esigenze dei cittadini che continuano a rappresentare, lo dico, il principale asset di questa città. Perché se Trieste oggi è quel gioiello che viene visitato e che è diventata attrazione anche per ambiti territoriali che fino ad oggi non l'avevano in qualche modo preso in considerazione, è anche figlio di una civiltà cittadina, di una società che ha preservato questa città nella maniera in cui conosciamo, ed è un patrimonio che non possiamo permetterci di compromettere, non solo per la nostra vivibilità, ma anche cinicamente per la capacità che questa città deve avere di continuare ad essere attrattiva per quei turisti che la visitano e che, ripeto, rappresentano oggi un'importante fonte di ricchezza e di crescita economica. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Sono Elisabetta. Sì. Allora, io volevo chiedere al suo ospite che per cortesia mi elenchi tutto il guadagno che può avere la cittadinanza con le crociere. Guardi, io le dico perché sono stata in crociera un paio di volte. E guardi, come si mangia in crociera, non si mangia da nessuna parte. Guardi, io sono molto un pochettino sofistica per mangiare. Guardi, è una roba magnifica. Hanno chef magnifico, perché chi è in crociera sicuramente non va in un ristorante triestino o veneto, eccetera, eccetera. È impossibile. Lei se vuoi mangiare anche mezzanotte. Sì, ecco, punto primo. Allora, secondo, mi sembra, forse mi parla degli approvvigionamenti. Allora, gli approvvigionamenti, un altro suo collega durante la settimana ha detto che non li fanno a Trieste. Che cosa? Mi scusi, non ho sentito. Gli approvvigionamenti per la barca. Gli approvvigionamenti, sì. Sì, esatto, non li fanno a Trieste, per cui la gente sarà sì, questi turisti che sbarcheranno, però andranno a fare un giro in città, dubito che vanno in ristorante, perché come si mangia in barca non si mangia da nessuna parte. Grazie. Grazie, è d'accordo? Allora, premesso che non sono, come dire, un sostenitore a prescindere, come mi pareva di aver fatto capire, delle crociere, ma in generale di nessun fenomeno che deve essere letto sempre in maniera obiettiva. Per cui a domanda mi faccia l'elenco di quali sono le forme di guadagno che ricadono sulla città quando si parla di crociere. Adesso, al di là del buon servizio di catering che c'è sulle navi da crociera, io credo sia innegabile che chiunque, anche solo per una giornata, per una mezza giornata, poi abbiamo visto che in realtà il fenomeno spesso è più duraturo, perché c'è chi viene a Trieste almeno un giorno prima dell'imbarco e che quindi utilizza questa città non solo nelle ore di imbarco ma anche in quelle precedenti, e lì c'è poco da fare. C'è una ricaduta che va dagli alberghi che ospitano queste
questi turisti alla ristorazione, agli esercizi pubblici, e perché no, possiamo immaginare anche se qualcuno decide di fare shopping. Quindi ci sono delle componenti che sono assolutamente innegabili. Che poi da qui si faccia prescindere l'idea che le crociere sono una fonte di guadagno e basta, e che quindi non vadano messe in discussione, insomma, questo assolutamente no. Cioè, noi dobbiamo, ripeto, fare delle letture quanto più obiettive possibili, soprattutto cercando, questo lo dico da chi ha ruoli istituzionali o anche no, che affronta determinati argomenti nel dibattito pubblico, cercando di non alimentare anche qui delle tifoserie, cercando di non fare le barricate su chi è a favore e chi è contro, perché parliamo di fenomeni che possono avere delle ricadute migliori, maggiori di quanti ne abbiano oggi, ma a questo arriviamo solo se usciamo da letture manichee, per cui le crociere non portano guadagno perché si mangia bene a bordo delle crociere, a viceversa le crociere sono la panacea della crescita di questa città, perché come ascoltavo chi sbarca fa il selfie in Piazza Unità, il selfie gira sui vari canali social per far conoscere la città. Cioè, le dinamiche sono più complesse e più strutturate. Ripeto, chi ha responsabilità deve porsi con un approccio che tenga in considerazione tutti gli elementi senza eccessive drammatizzazioni. La coinvolgo sempre in argomento turismo in questo. Mi è capitato di assistere a uno scambio di opinioni completamente pacifiche davanti a una birra in un bar fra amici che sostenevano due tesi opposte sul turismo. Una persona diceva, secondo lui sarebbe da limitare la concessione di spazi per nuovi alberghi, ovvero strutture che possono essere pubbliche soprattutto, che vengono riconvertite in alberghi. Faccio un esempio: Piazza Vittorio Veneto, ex Palazzo delle Ferrovie insomma, statale, che diventerà nelle intenzioni un albergo. Quindi mettere un limite alle nuove strutture può in qualche modo tenere sotto traccia i numeri, in qualche maniera li lasci limitati a, adesso facciamo numeri rotondi, 1000 possono arrivare, non più di 1000 in questa città. Dall'altro però viene detto sì, però se il mercato chiede più spazi, se non glieli dà l'albergo, glieli dà il privato che apre l'affitacamere, la casa vacanze, il bed and breakfast, l'affitto turistico, e si va comunque a superare quel 1000 che abbiamo ipoteticamente adesso detto come tetto, con altri numeri che vanno in qualche modo a sparpagliarsi in giro per la città. Può essere un bene o un male, perché magari creano una microeconomia di quartiere. Chi si ferma 3-4 giorni e prende alloggio anziché in centro a San Luigi o a Roiano o a Borgo San Sergio, gioco forza qualcosina lì nel circondario andrà a comprare, che non sia il giornale, sarà nella bottega, il biglietto dell'autobus, qualcosa così. È giusto secondo lei, qui la domanda, dare un limite alle strutture per tenere sotto traccia i numeri, oppure è un gioco a limitare anche perché qualcun altro lo farà al posto tuo? Ma allora, il numero chiuso, quando parliamo di mercato, qualunque esso sia, è un argomento difficilmente sposabile. Lei giustamente evidenziava, in particolar modo quando parliamo di investimenti importanti, alle spalle ci sono analisi di mercato molto solide che prima di far muovere determinate risorse su un territorio hanno evidentemente alle spalle una proiezione tale per cui quella offerta verrà sicuramente deve valere l'investimento sul medio e lungo periodo. Verrà coperta da una domanda che c'è, che ci sarà nel tempo, e quindi lì onestamente non mi trovo d'accordo a immaginare un'ipotesi di chiusura. Anche perché le richieste ci sono soprattutto in fasce più alte delle attività alberghiere e ricettive, perché ci sono comparti di turismo, penso a quello che è tra virgolette turismo, ma penso a quello congressuale, che chiede di avere un certo tipo di struttura per accogliere i propri congressisti, e in un territorio come il nostro la carenza di offerta da quel punto di vista significa precludere anche lo sviluppo di un comparto come quello congressuale, che sappiamo benissimo non è il turista mordi e fuggi, ma sono persone con una
tendenziale capacità e potere di acquisto molto elevato, che consente quindi alla città di poter coprire un bacino di utenza, di clientela, a cui offrire anche dei servizi medio-alti, che fa salire inevitabilmente anche la qualità dell'offerta cittadina. Quindi bisogna fare sempre molta attenzione quando si ragiona di chiudere, perché ci sono, ripeto, delle domande che sono esistenti oggi e che dobbiamo non solo conservare ma ampliare, e la presenza, ripeto, di strutture alberghiere di fascia alta serve a coprire e a dare però delle prospettive reali di crescita anche alla città. Dopodiché sappiamo, mi ripeterò, ma il ragionamento lo ripropongo pari pari, noi dobbiamo necessariamente, anche per questo motivo, metterci nelle condizioni di fare dei ragionamenti e delle analisi che tengano in piedi tutte queste cose. Cioè, quando noi diciamo arriva il grande albergo, ma è giusto che arrivi, noi dobbiamo farci la domanda: questa città è in grado di accogliere numericamente quantità di turisti superiori a quelle attuali? A questa domanda si può rispondere solo se si mettono insieme tutti gli attori istituzionali ed economici che su questo si confrontino e che siano in grado di adottare strumenti e politiche che confezionino quella risposta. Però subentro in questo suo ragionamento con un dato che cambia con difficoltà, cioè con un valore che cambia con difficoltà, quello della città, cioè all'aumentare di una struttura, di un flusso turistico, la via rimane quella, il parcheggio rimane quello, quindi o c'è un pari passo aumento dei capienza dei parcheggi, dei servizi di navetta, qualunque roba, adesso non sono un esperto del settore quindi non voglio dire eresie, ma qualunque roba possa agevolare, altrimenti se cresce la struttura, se cresce la tassa di soggiorno, se cresce il numero di navi, ma non cresce la capacità della città di assorbirlo, siamo un punto a capo. È esattamente quello che ci dicevamo, cioè o noi affrontiamo queste che non sono dei problemi, perché non voglio chiamarli problemi, ma affrontiamo questi fenomeni, sfide, che la città da questi anni vive in maniera più intensa, ponendoci esattamente prima del problema la soluzione, per cui lei giustamente cita le criticità che sono più evidenti, che sono più sentite dai cittadini. Più popular, quelle del parcheggio. Ma sì, ma che sono anche quelle su cui dobbiamo interrogarci anche con una certa urgenza, che sono i parcheggi. I parcheggi in questa città non sono un problema nato qualche mese fa, è un problema che non si è affrontato per varie ragioni in questi anni, o su cui si stanno in questo momento proponendo soluzioni. Qualche mese fa c'era delle posizioni anche ufficiali da parte del Comune che sostanzialmente bocciava le principali ipotesi di ampliamento delle strutture già esistenti. La prospettiva è quella di creare degli spazi in Porto Vecchio, ma nel frattempo non è che possiamo pensare di aspettare che questi parcheggi sorgano fra qualche anno, perché, come giustamente lei dice, è un problema di oggi, è un problema urgente su cui bisogna fare dei ragionamenti. Il primo fra i quali lo conosciamo, ma anche qui per vari motivi, e non vogliamo scendere nella polemica politica, ma il tema dell'intermodalità, il tema dei grandi contenitori esterni, tra virgolette esterni, perché poi le dimensioni di questo territorio sono talmente raccolte che diventa tutto abbastanza relativo, creare dei grandi contenitori esterni e intensificare poi dei trasporti alternativi che consentano agevolmente di raggiungere... Come quello del parcheggio di Via Carli, insomma. Esatto, quello di cui si ragionava prima. Lì, tra l'altro, credo che ci sia la capacità anche delle stesse compagnie navali nel creare questi servizi, quindi lì c'è una compartecipazione del privato e il pubblico però deve farsi il carico della sua parte. Ancora una telefonata, buongiorno. Sono sempre Gino. Approfitto della presenza dell'ospite che rappresenta un partito in cui il capo è Calenda, il quale in questi giorni si sta unendo alla Picerno, che è vicepresidente del Parlamento europeo, per formare un nuovo gruppo con più Europa. E siccome l'ospite è molto equilibrato e anche ben preparato, non capisco come aderisca a questo gruppo di personaggi.
Infatti questo nuovo gruppo sostiene un'Europa che ci sta impoverendo e che anche i ragionamenti che vengono fatti attualmente sono assurdi. Noi stiamo avendo un'importazione di calo del valore della nostra moneta dovuta a problemi esterni, petrolio e tutto quel discorso che sta succedendo, e la BCE ci sta aumentando il tasso di sconto, cosa che invece negli Stati Uniti succede completamente diverso, e il suo partito sostiene questo tipo di politica che è distruttiva per noi e ci rende sempre più poveri, e si vede anche con i regolamenti interni europei che praticamente assorbono la nostra ricchezza e la trasportano in altri paesi sempre europei, ma perché i vincoli dei trattati sono tali per cui siamo ingabbiati e dobbiamo seguire questo disastro. Volevo capire se anche lei è coerente e d'accordo sul discorso della Picciarda. Grazie, buongiorno. Grazie. Governa, domanda diretta su una struttura di partito a livello nazionale. Allora, parto dall'inizio dall'osservazione e rispondo con una battuta. Aderisco ad Azione perché non ritengo vi siano altre case politiche meritevoli di avere adesione, ma al netto di questa scelta, ma era dovuta la risposta, Azione non sposa le scelte, le singole scelte che l'Europa fa. Azione sposa invece convintamente, ed è l'unica a farlo nel panorama politico nazionale, l'idea di un'Europa forte, perché contrariamente alle convinzioni che rispetto del signor Gino, guardi, le cito solo per darle contezza di quello che sto dicendo, cioè che Azione non sposa necessariamente tutte le scelte che vengono fatte dall'Europa, ma Azione è uno di quei partiti che ha messo fortemente in discussione la bontà del Green Deal, quella sì una misura che ha penalizzato fortemente l'industria europea e quindi quella italiana, in particolar modo nel settore dell'automotive, con le conseguenze occupazionali di impoverimento del tessuto industriale tutto, perché l'automotive sappiamo che è un settore complesso che ne coinvolge a sua volta decine di altri. E quindi oggi il progetto a cui lei faceva riferimento e che viene sostenuto dal segretario nazionale di Azione è un progetto che vuole dare ancora più forza in Italia ad una visione europeista che non è, ripeto, quella di dire che l'Europa fa sempre tutto bene, che l'Europa ha sempre ragione, tutt'altro, perché molto spesso le scelte compiute dall'Europa hanno indebolito non solo l'idea stessa, ma lei lo testimonia con il suo intervento, la percezione che i cittadini hanno avuto nel tempo dell'Europa, provocando quel disamoramento che poi ci ha messo nelle condizioni di contare poco in Europa come italiani, e di far contare poi anche l'Europa nello scenario internazionale, dove invece oggi si comprende benissimo, a fronte della rottura di quella che era l'unità dell'asse occidentale, diventa un soggetto di cui si ha strettamente necessità per evitare di essere letteralmente, idealmente smembrati da interessi globali contrapposti che sono quelli in questo momento in campo. Per cui convintamente con l'Europa, convintamente con un'idea d'Europa, criticamente quando c'è da essere nelle scelte che l'Europa può fare nell'immediato, che non necessariamente sono sempre scelte positive. Sentiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Prego. Io vorrei rimanere nella regione Friuli Venezia Giulia. Sì. Nel senso che io credo che ognuno abbia il suo ruolo, no? Adesso sto vedendo che i parlamentari europei si occupano di Trieste e invece politici triestini si occupano di Europa. Ecco, e so che ho letto che il bilancio della nostra regione, cioè la manovra di bilancio, una manovra molto ricca. La manovra parlo, sì, non sì. Il bilancio in sé come cifra. Sì, sì. La manovra. Allora io vorrei capire dal vostro ospite lui quale visione ha di utilizzo e di distribuzione di questo denaro della manovra e che posizione ha
sulla sanità pubblica e sulla scuola pubblica, perché ultimamente ci buttano negli occhi molto fumo, ma poi alla fine, quando noi ci rivolgiamo, purtroppo abbiamo bisogno, specialmente della sanità, e abbiamo bisogno di questa sanità, ci troviamo di fronte a delle cose assurde, perché non so, allora qualcosa di strutturale utilizzate, siete d'accordo che questo denaro della regione, che è denaro nostro, dei cittadini, venga usato per fare qualcosa di utile, di strutturale, non di buttare bocconi ai gabbiani come stanno facendo? Non so se lei è d'accordo o no, ripeto, qualcosa di strutturale. Sono d'accordo signora, sì. Grazie. Le mense per i bambini, che possono essere più medici di base, che possono essere tante cose, ma strutturali, non bocconi agli uccellini. Grazie, buongiorno. Grazie. Beh, allora a oggi la quota della manovra si aggira attorno ai 650 milioni, però probabilmente aumenterà nelle prossime giornate. Poi a luglio ci sarà l'assestamento della finanziaria regionale, che abbiamo visto l'anno scorso è arrivata circa al miliardo, cifre importantissime. Sì, parliamo di cifre enormi che destano chiaramente la domanda della signora Silvia sul come queste risorse vengano spese. Abbiamo 2 minuti, governo, Sì, anticipo guardi, solo per questioni di tempo. Vado molto veloce, sono d'accordo con la signora Silvia, ci sono delle priorità, sanità pubblica è una di quelle, e per un'amministrazione regionale non è solo la parte più sostanziosa del suo bilancio, ma anche credo la funzione, anche per quella che è l'autonomia che questa regione ha in materia di sanità, quella più importante, ed è del tutto evidente che il cittadino comune, a fronte di quello che ben sappiamo essere i disagi nella sanità, a fronte di risorse così enormi che vengono dirottate altrove, si ponga il problema del motivo per cui queste risorse non vengano invece destinate a contemperare le criticità della sanità, pur sapendo, questo bisogna dirlo per onestà intellettuale, che non tutto quello che è criticità nella sanità deriva da carenza di risorse, perché spesso ci sono problemi endemici, spesso ci sono scelte gestionali, manageriali, che a fronte anche di ingenti risorse possono dare scarsi risultati, però in generale, e chiudo sulla domanda, quello che un'amministrazione dovrebbe iniziare tutte a porsi è qual è l'efficacia delle misure di promozione economica poi nel tempo. Cioè oggi noi diamo contributi a pioggia a diversi settori. Io non credo esistano studi che fra qualche anno ci dicano quanta ricchezza hanno generato quelle misure, quanta occupazione in più hanno determinato la promozione di determinati settori anziché altri. Quello credo che dovrebbe iniziare ad essere, soprattutto a fronte di risorse così ingenti, un misuratore che ogni amministrazione dovrebbe darsi, perché altrimenti il rischio è di creare delle sacche molto ampie di consenso, perché giustamente quando arrivano sostegni economici i beneficiari legittimamente sono ben felici di riceverli e ben felici di riconoscere a chi li ha dati, però la politica deve muoversi in un'ottica che è quella da qui ai prossimi 10-20 anni, andando anche oltre la capacità di generare consenso. Bene, dobbiamo andare in chiusura. Io ringrazio Arturo Goberna, segretario comunale di Azione, è stato con noi questa mattina. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi e buon lavoro a voi. Ci fermiamo dunque qui per quanto riguarda Sveglia Trieste, che torna domani mattina con Umberto Bosazzi a partire dalle 7 per la rassegna stampa e poi fino alle 10:15 con gli ospiti. Arrivederci.